E andiamo in fretta. Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, speriamo che funzioni tutto e che tutto vada bene. Già ho visto che c'è una cosa qua che non ho capito su network error che significa, ma lo scopriremo e lo scopriremo durante la live. Amici bellini, amiche belline, che bellezza poter parlare di un 3-0 sonante, un 3-0 tondo, un bellissimo, bellissimo secondo tempo. Proprio il secondo tempo che si chiedeva a Conte e il Napoli ha risposto. Premessina. Qualcuno di qualche altra squadra che non ha visto la partita o che vede solo gli highlights o che insomma e avrebbero dovuto vederlo perché c'era solo la nostra partita e dovevano stare lì a gufare, potrebbero parlare di un Empoli che si scansa e direi di no, perché se con grande onestà poi domani stanotte posteremo la reaction mi vedrete impazzire durante la reaction, perché nel primo tempo io un pochino me la son fatta sotto, non so voi, e adesso voglio leggere tutti i vostri commenti al riguardo, ma è stato un primo tempo dove l'Empoli ha avuto più XG, poi hanno la testa che non riescono a incornare, fanno pochissimi gol, perché lo sappiamo che fanno pochissimi gol, e quindi per un motivo. Ma abbiamo rischiato. Eccolo là. 22 GA! Semplicemente... Allora, bellissimo, già partiamo proprio giusti. Questo network error non so che significa, ma vedremo. Forse potrebbe essere quello dei subscriber. Vabbè, se qualcuno si iscrive al canale forse non esce l'immagine, ma vedremo, cercheremo di capirlo. Allora, sì, bravissimo Nicola. Vi ricordate? Vi ricordate il numero che io vi dissi quando discutevamo su Lukaku, sul suo rendimento, eccetera, eccetera? Io vi dissi, credo, e qualcuno ha più memoria di me, credo di aver detto 24 tra gol e assist. Direi che ci siamo. Siamo arrivati a 22 tra gol e assist, doppia cifra di gol e di assist perché è arrivato a 10. Si era avvicinato Pulisic con Tavares, perché Lukaku era top assist man della Serie A o con 8 assist, e adesso ha messo di nuovo le cose in chiaro, il regista offensivo che poi magari non segna tantissimo, intanto ha fatto gli stessi gol di Lautaro Martinez. nella sua forma, nella sua età e nel sistema di gioco che non sempre aiuta. Quindi sotto questo punto di vista penso che Lukaku non si possa in questo momento discutere, e anche nel primo tempo insomma il modo in cui lui protegge il pallone e lancia la corsa di McTominay ci permette poi di fare il secondo tempo con molta più tranquillità, col gol di vantaggio. Quindi molto bene sotto questo punto di vista. Ciao Daniele, ho visto subito sul gruppo Telegram, miei amici bellini fortissimi. C'è un club Napoli Daniele, una cosa del genere, hanno fatto un giro di campo con uno striscione, molto bello. E poi questo signore qua. E beh, tra l'altro, detto tra noi, lo avevo contro in 2 fantacalcio. Buongiorno! Support from someone! Ah, già capimo se esce, perché questo è un caffè che mi è stato offerto. Giusto? Mi è stato offerto un caffè. E buongiorno se lo beve. Boh, però quando tempo da rimanere sta cosa?
lo so. Vabbè, finalmente. Ah, è pazzo. New Ko-fi subscription from Keep. Ok, allora dobbiamo capire che cosa sta succedendo. Nel frattempo io ringrazio Claudia. Buongiorno, è troppo lunga sta cosa, devo aggiustare. E gente che sta supportando su Ko-fi. Sul Ko-fi. E quindi è stato un Ko-fi, vedi? È uscito scritto qua e questo poi deve sparire esattamente. E quindi vediamo se tutto... Nel frattempo ringrazio anche Claudia. Come si scrive finalmente col 4 no, si scrive scudatto. Lo scudatto. No, calma, vabbè, ci credi, fai bene a crederci, eccetera, eccetera. Io di base ho bisogno, fino alla fine di queste 7 partite, 6 finali, eccetera, eccetera, che il Napoli sia più vicino all'Inter che non all'Atalanta. Questo è già un obiettivo per me importantissimo. Cioè il secondo posto, blindarlo, eccetera, eccetera. Se poi l'Inter vuole sciuliare su una buccia di banana, noi ci dobbiamo far trovare pronti. Nel frattempo, il dare fastidio di Conte, io me lo abbraccio e ci divertiamo. Meglio se riusciamo a divertirci con prestazioni come del secondo tempo, perché poi non c'è dubbio che il tifoso napoletano vuole vedere anche un po' di bel calcio, eh? E quindi non c'è... Oh, il finalmente con... Hai ragione, Tore, dove sta? Aspetta. Eri stato tu con un messaggio. Allora devo andare a vedere se perché devono uscire i messaggi. Se no, io devo fare in un altro modo, con un altro sistema. Nel frattempo, anche il buon Brignola. Ma devo recuperare. Dove stava il finalmente? Vedi, perché il supporto è uscito qua. Luigi è uscito da quest'altra parte. Scott, attualmente il calciatore più forte e determinante. È stato devastante oggi. Non c'è proprio dubbio. Fammi vedere se riesco a leggere i messaggi delle donazioni, perché altrimenti devo trovare un altro sistema. Nel frattempo io vi ringrazio infinitamente e posso andare a controllare. Si è cancellata la chat. No, perché si è cancellata la chat? Finalmente, ecco, bravo, grazie Tore. Si è cancellata la chat, non so di cosa parli. Comunque adesso recuperiamo tutto. Datemi un attimo di tempo, perché come vedete c'erano delle cose... Allora, riesco a leggere il messaggio di Salvatore, devo trovare il modo di metterlo online, ma nel frattempo era il Salvatore Falanga che scrive, e ve lo dico, partita in netto crescendo, a quanto pare abbiamo scelto di giocare, esatto, nel secondo tempo. Neres un po' opaco, si sveglia sul finale, Neres mi ha fatto un po' arrabbiare nel primo, ma nel secondo molto meglio. Olivera ottimo, McTominay forse è stato quello più in palla, Gilmour soffre, pareggia, meglio... Di Lobo. JJ spero si riprenda presto. Partita troppo corta, by the way, e ne parleremo anche della panchina, perché c'è un dato raccolto da un altro amico Belino, da Davide, e c'è una cosa che vi devo far leggere, ma come proprio qua. Anche tu, figliolo, non hai la palla di cristallo. L'Inter o il Napoli vinceranno lo scudetto, solo il tempo ci dirà. A volte bisogna solo aspettare e vedere cosa succede. Ma senza dubbio, amico mio. Senza dubbio dobbiamo aspettare. La palla di cristallo non ce l'ho io, non ce l'ha nessuno, non ce l'ha neanche Conte, non ce l'ha De Laurentiis, non ce l'ha Simone Inzaghi. Ci sono le andature, ci sono le... come si dice? Lo stato di forma. Isha Greer, ma come siete belli, eh? Basta poi chiudere in crescendo, che poi succede tutto un Isha Greer che alla grande. Ringrazio Nando, ringrazio Emanuele e ringrazio tutti, grazie mille. Politano ha detto di nuovo 6 finali. Vabbè, non ne usciamo mai più. Ma tant'è, fatele. Vincete le 6 finali, se vinci 6 finali è capace che se quell'altro inciampa alzi il trofeo. Alzi il trofeo, devi vincere, ne vinci 7 consecutivi di finale, è una cosa mostruosa che non ha fatto mai nessuna squadra nel mondo. Ma va bene così, che non vi posso dire niente. Sto tutto felice pure per la vittoria, quindi vanno bene anche le finali. Spero una bella sorpresa nell'uovo di Pasqua. Io su questo sono d'accordo, se l'Inter prende la batosta contro il Bayern, io sono convintissimo di questa cosa qua, è proprio il contrario di quello che ci hanno raccontato
in tutto questo campionato, cioè rimanessero in Champions il più lungo possibile. Invece secondo me se escono convinti di farcela potrebbero accusare in campionato. Io sono convinto di questa cosa qua, ma la palla di cristallo, come sapete, non è né in un senso né nell'altro. Sono convinto di una cosa, vediamo se succede e se non succede. Potrebbero anche andare avanti in Champions e poi magari col Barcellona prendono perché il Barcellona, poi ce ne sono. Calma, ci divertiremo sicuramente. Bologna è un campo difficile sicuramente. JJ, esatto, ne parlavamo anche, purtroppo si è visto subito che si è toccato da solo, che stava in corsa, quindi non è stato nessuna botta. Lui ha fatto proprio il gesto così, e quando fa il gesto così si parla di stiramento, di strap. Temo, insomma, non lo so quante partite salterà di sicuro. È entrato benino Rafa Marin, ovviamente la condizione ideale, perché sul 3-0 entri con più tranquillità, si è messo sulla sinistra, questo era un dubbio che avevo, si mette lui sulla sinistra, Rachmani sulla sinistra, ma credo che sarà più facile recuperare Buongiorno tra un paio di partite che non Juan Jesus, quindi resistere e sperare che vada tutto bene, insomma, che nell'emergenza poi ti giochi queste carte. Sono giocatori che non hanno avuto grande fiducia da Conte, in questo momento non puoi farne a meno e Conte deve essere bravo a mentalizzarli, a dire adesso è il tuo momento, tutto quello che ho detto prima non te lo ricordare, ce la puoi fare, mi fido di te. Deve anche mentire probabilmente, e uomini forti, destini forti, se deve andare così. Pasqualino Mazzocchi, che partita che ha fatto, una partita di grande caparbietà, di grande volontà, ovviamente qualche passaggio lo cicca. Io più che il gesto tecnico, magari un passaggio troppo lungo, un colpo di testa, io ho cercato di vedere se nei posizionamenti ha fatto le stesse cose di Lorenzo, invece è stato un pochino di più sul binario, non è andato dentro come il terzino poi deve fare per tutto lo sviluppo del gioco del Napoli, cosa che invece Olivera ha fatto molto bene e piace, e che ha fatto anche Spinazzola quando è entrato, quindi bene così che sia andata. Il gol di Mazzocchi lo aspettiamo ancora per far tornare quel Cristiano, ma tant'è. Okafor sparito completamente dai radar di Conte, manco sul 3-0. Ha superato Ngong e ha preso più piede di Okafor, nel senso che poi vabbè, togli, perché avresti potuto mettere Okafor e spostare Neres dall'altra parte se avessi voluto, ma non lo ritiene proprio pronto. Insomma, se Ngong ci poteva dare qualche dubbio per una questione di atteggiamento, di farfallineria, di non stare sempre sul pezzo, eccetera eccetera, vuol dire che proprio Okafor non gli dà alcuna garanzia. L'accelerazione contiana. Bravo Mario, tu sei preciso perché sai di cosa parlo. E niente, quello è un video che rimane, che se lo possono vedere. Nel frattempo era il keep. Ah, ecco. Allora riesco a recuperare Alberto, per usare un termine da basket, Lukaku in doppia. Cosa vogliamo più dal nostro centravanti? Forza Napoli sempre, Alberto, che ringrazio sul Kofi, perché il Kofi è ancora meglio per una questione proprio mia. Oggi è il giorno delle tasse e quindi è una questione che io posso pagare le tasse, ma chi sa, io non voglio. Chi mi vuole chiedere, mi può chiedere poi in privato e ne parliamo tranquillamente. Migliore in campo Lukaku? Probabilmente sì. McTominay forse anche di più. No, Gilmour e Olivera. Se Zambo se ne dovesse andare o centrocampo così, wow, Gilmour alla Reinders. Più avanti secondo me i gol li ha nei piedi. Bravo Paco. Gol nei piedi, vediamo. Lui ci può provare. Io anche nella simulazione mi trovo a provarci con Gilmour quando entra in zona gol. Poi ho notato, non so se l'avete visto a un certo punto nelle schermate della partita, portava il chilometraggio e Gilmour aveva il più alto chilometraggio ad un certo punto. Poi non lo so se McTominay lo raggiunge, perché McTominay è sempre stato quello che ha corso più chilometri di tutti. Mentre per questa partita Gilmour era veramente a tutto campo, perché faceva sì il doppio play insieme a Lobotka
e lo abbiamo visto alle volte il Napoli costruire a 4 e non con Lobotka in mezzo ai due centrali, ma addirittura con i due centrocampisti, con un McTominay davanti a loro, quindi il triangolo sfalsato, ricordi di Spalletti, con McTominay a fare la lotta per le seconde palle. Quindi il tentare di partire dal basso, che il Napoli ha fatto, con meno lanci continui su Lukaku, abbiamo provato a partire dal basso prendendoci anche dei rischi, però col doppio play forse lo puoi fare anche meglio, e poi la seconda palla dove devi andare a fare la lotta sul duello, c'era McTominay che ne ha recuperati tantissimi da solo nel centro di cerchio campo, e poi c'ha McTominay, c'ha quello strappo, quella cosa. Quindi molto molto bene. Mi sa ha superato i 10 km all'80esimo. Esatto, amico mio, è proprio quella statistica là. E sono curioso di vedere, perché poi Gilmour esce, quindi magari McTominay ha avuto modo di superarlo nel chilometraggio. Sono curioso di vedere i dati domani. Ecco il finalmente, ma calma ragazzi, calma, perché poi diventiamo un pochino... Support from Emanuele Simeoli. Emanuele Simeoli! Vedi, almeno questo l'ha detto come l'ha detto il nome. E c'è il buongiorno, però devo spiegare al sistema che buongiorno, una volta che si è bevuto un caffè, va bene, non se lo deve bere più di così. Una volta, 2 volte al massimo lo può fare e quindi va bene così. Allora fatemi vedere se c'è un messaggio o se è solo supporto, perché altrimenti io lo posso risolvere così. È un sistema nuovo che sto cercando di capire, perché ragazzi qua se YouTube lo sapete, il mese scorso YouTube ha fatto delle cose, ma adesso recuperiamo il tutto, perché non posso... passo al volo, ecco Emanuele, passo al volo, finalmente una partita tranquilla, domani recupero la tua live. Emanuele, un bacione a te, e domani con tutta calma ve la potete seguire tipo podcast, perché lo sapete, io non riciato mai, non prendo una pausa nemmeno per va bene così. Conte in conferenza, abbiamo risposto anche al dubbio dei secondi tempi, ci siamo tolti i turbe mentali date dai pareggi inaspettati. Sembra strappo quindi quello di Juan Jesus, e lo vedremo. Secondo me Conte vuole provarci fino alla fine quest'anno, se non dovesse riuscire riprovarci il prossimo anno, ma anche se dovesse fare il miracolo magari vorrebbe superare facendone 2 di fila. Vince, io ho cercato di tranquillizzare la piazza, onestamente, con una riflessione sul Conte per l'anno prossimo. Cioè, se io vedo che un Conte bello carico, vuol dire che ci prova e che non ha mollato e che vuole fino alla fine, ci crede e vuole fino alla fine mentalizzare i suoi per cercare di fare il miracolo, perché è veramente il miracolone proprio, senza parlarne proprio. Se invece non dovesse farcela, io credo che un secondo anno lui qua se lo può fare, e al di là delle possibilità del contratto, al di là delle sirene che vengono, la sirena partenope può anche avere il suo fascino, e l'idea che si possa migliorare, con però ovviamente le rassicurazioni di una panchina più lunga, perché poi li devi fare i due, non è che sentiamo di nuovo usciamo subito dalla Champions. Molto meglio uscire dalla Champions così ci concentriamo in campionato, perché avete visto che non funziona così, e quindi non mi sembra il caso. Se abbiamo la forza di fare un buon mercato, gli diamo a Conte, non gli diamo l'alibi di piangere sulla rosa, secondo me ci possiamo divertire. Quest'anno secondo me i calciatori non da Napoli sono Simeone, Okafor, Ngonghe, Raspadori, serve qualità sicuramente, senza, io non vado nei nomi, anche perché Simeone non da Napoli, ma quanti minuti ha giocato Simeone? Cioè, se poi vai a vedere i minuti giocati, per esempio, da un Arnautovic, e se avesse avuto almeno qualche possibilità in più di giocare dall'inizio, magari avrebbe potuto fare meglio. Se lo metti quei pochi secondi, può essere che Conte lo abbia stabilito non da Napoli, nel senso che, vedete, oggi, per esempio, entra Raspadori prima punta al posto di Lukaku, perché è là. Ve lo feci questa riflessione tattica, perché a livello di protezione del pallone, un po' come fa Lukaku, Raspadori ce l'ha questo di venire incontro e di smistare, ovviamente con caratteristiche fisiche molto diverse, però è nelle sue corde. Se Conte vuole giocare per forza così, quindi con il regista
e poi gli inserimenti. Quindi può essere pure che anche Conte non lo ritenga non da Conte, esatto, non lo ritenga da Conte, non è da Napoli, non che non sia da Napoli. Grazie e complimenti anche all'Empoli che ci ha aiutato a non chiudersi e fare una buona gara aperta. Virgilio, sì, se la solo giocata e non sono venuti qua per lo 0-0, hanno avuto le opportunità per farlo. Il gol anche nel primo tempo sicuramente. Ma perché anche quando buscano 3-0 gli avversari comunque giocano bene? Cazzo, sempre la scena. Vedi Esposito che stava combinando. Quello era un gol alla Quagliarella. Una roba senza precedenti, caro Luigi. Pazzesco, veramente. Meno male che Meret stava nei pali e ha avuto il riflesso così, perché vedere quel gol non mi sembrava proprio il caso, onestamente. Sì, l'Empoli, ragazzi, sì, perché c'ha questi giocatorini di talento che ti possono mettere in difficoltà. Fazzini, poi Ghiasi con noi sembra sempre, io dico sempre che sembra Cagliacon. Pezzella nel primo tempo sembrava Teo Hernandez e sfuggiva da tutte le parti, mettono i cross così, però gli manca un po' di finalizzazione e si è visto onestamente, e hanno fatto una partita più che decente. Ecco perché dicevo, chi poi dirà che si sono scansati dimostrerà di non averla vista la partita, perché assolutamente nel primo tempo abbiamo patito. Io purtroppo non sono riuscito a vedere lo sparo. Voi sapete perché? Cosa viene prima del Napoli? Senza dubbio, caro Vincenzone. Un po' di sana critica ci deve stare. Abbiamo perso quasi tutti i duelli nella nostra area. Sì, è chiaro, Leonardo, ma qua noi lo sai benissimo. Anzi, voi lo sapete, queste sono le analisi mie preferite. Ma allora sta funzionando il widget? Non sta funzionando? Olimpio Russo, per esempio, benvenuto. Sta funzionando? Sta una cosa che non funziona. Vabbè, devo risolvere. Perdonate. Sì, sono le analisi che mi piacciono di più, quelle con la tranquillità. Possiamo abbassare i toni e possiamo con tranquillità analizzare le cose che ci piacciono e le cose che non ci piacciono, però dopo la vittoria. E però, in questo caso, non parliamo, molto spesso abbiamo dovuto fare un'analisi dove Meretta ha fatto la sua grande parata, altrimenti avremmo parlato di altro, oppure siamo stati un po' fortunati nel finale perché il forcing del Milan, il tiro di Jovic, per dire. Questa volta no, questa volta il finale legittima la vittoria del Napoli con tutta tranquillità. Possiamo raccontarci i rischi passati nel primo tempo, ma non di più. Esattamente, siamo lì a -3 in attesa della corazzata Monza, e in questo caso, visto che il Monza non tiene niente da si ritengono retrocessi oppure no, o faranno l'ultima botta con noi e poi così lo scopriremo senza la famosa palla di cristallo. E in questo caso giochiamo prima noi dell'Inter, giusto? Datemi conferma. Che l'Inter vada avanti o vinca la serie non me ne fotte proprio. Il Napoli deve solo continuare a stare lì e farli addosso fino all'ultimo minuto del campionato. Ed è così che poi noi ci possiamo divertire, al di là di quello che fanno loro. È chiaro che un inciampo ti può dare due cose: la spinta per buttare il cuore oltre l'ostacolo, o un po' di paura, un po' di pressione, un po' di braccino, che alle volte abbiamo dimostrato. Però è bene, sarebbe bene mettersi i paraocchi e fare noi il nostro dovere, perché ragazzi, quello che è stata la sensazione generale della settimana non è che l'Inter non possa cadere. C'è la sensazione che l'Inter possa cadere, la sensazione però da cui venivamo è che il Napoli non era in grado di fare 7 vittorie consecutive, al di là degli avversari. Se però il Napoli riesce a sviluppare gioco come ha fatto oggi nel secondo tempo e a dare un po' di continuità, e gli avversari si dimostrano spuntati come l'Empoli, perché no? Perché no? E vediamo dove arriviamo. Tante cose positive. 3-0, si è strappato. Vabbè, comunque, che brutto messaggio. Che brutto messaggio. Non credo, non ce l'ho una frase più tosta di non credo, perché c'è il yes, c'è l'azzurro fluido e c'è il non credo. Brutto messaggio, gas.
veramente, veramente di cattivo gusto. Quando il fabbro ingarra le saldature, sì, non ricordo, ci sono stati dei momenti forse, però mi pare che abbia arbitrato bene, attenzione. Mi pare abbia arbitrato bene, non ho ricordi in questo momento di cose strane, anzi, mi sento di dire che almeno in un paio di occasioni forse Politano è stato graziato dal giallo. Mi sento di dire così a memoria, a caldo. Per il resto il giallo Lukaku ci stava tutto, e mi è sembrato un arbitraggio abbastanza semplice, anche perché c'era un notevole fair play, l'avete visto, Lukaku chiede subito scusa, Grassi che abbraccia McTominay dopo un fallo che gli fa, Henderson, gli scozzesi in mezzo al campo, insomma c'era abbastanza fair play. Allora, non ha ingarrato proprio niente, fatto penale, scelte molto discutibili. E allora vedi, tu hai una sensazione dal campo perché tu sei andato allo stadio, credo, e quindi ricevo il tuo messaggio, caro Fabio. Ma quanto è bello Reali, da morire. Quanto è bella anche la maglietta che indossi, dove la scritta Lete è in blu invece che... A proposito, anche la maglietta che non è stata, per fortuna, non è stata tremenda, non è stata una cosa che ci ha messo in difficoltà. Finalmente un clean sheet, caro Luigi. No, ci voleva, perché stavamo prendendo gol un po' troppo spesso e serve anche per fare stare tranquillo Meret. Allora, cosa è successo a JJ? Caro Leonard, niente, in corsa in un allungo si è toccato dietro la coscia e quindi credo si tratti di uno strappo, di uno stiramento. Insomma, è dovuto uscire per infortunio, gliel'hanno anche chiesto, ma sei sicuro che non puoi stringere i denti? Ha fatto proprio il gesto così, quindi qua Jesus, vediamo se si può recuperare per il finale di stagione, ma insomma. Simone De Stefano, no? Ma noi avevamo la maglia dell'Empoli e loro avevano la seconda maglia nostra. Sì, perché poi le variazioni di azzurro, mentre l'Empoli aveva una maglia bianca con delle cose, però c'erano degli accenti verdi, tipo marmo strano. Però va bene così. Rafa Marin, titolare alla prossima, caro Nick. Sì, si lavorerà tutta la settimana. 40 mesi. 40 mesi il tuo abbonamento, amico mio? Che può essere, c'è molta fideiussione. Come si dice? Fedeltà, vabbè, non ce l'ho. Non so parlare. Ma la prossima in difesa che gioca, ma non a me, Rafa Marin, stavo parlando proprio di questo. Adoro questo Napoli che mi manda ad addormentare il bimbo in grazia di Dio. Ma come si fa a lamentarsi ancora di JJ? Veramente a capo non dà. Non lo so, veramente non lo so. Anche in questa partita mi è sembrato abbastanza. Mi ha fatto solamente spaventare nei primissimi secondi, dove ovviamente non era fallo di mano, però è stato colpito in zona pericolosa un paio di volte e lì mi ha fatto un pochino, ma non è anche onestamente colpa sua, però lo sapete come alcuni tifosi vivono il loro calcio, io non vedo l'ora, insomma, su giocatori che magari mi piacciono un po' di meno, che facciano grandi prestazioni, non vedo l'ora di esaltarli, mentre altri proprio non vedono l'ora di scagliarsi contro. E cascate veramente male con Guagesso, perché è un uomo, e si è visto dall'intervista, dove quei contenuti social del Napoli sullo YouTube del Napoli dovrebbero essere leggeri, e lo sono stati quando hanno fatto l'intervista a Raspadori e Meretti insieme, divertente, leggero. Invece con Juan Jesus si è andato anche nel profondo e si vede che è un giocatore maturo e c'ha una testa diversa dagli altri, ma fa niente. 11 gol, 10 assist, qualcuno parla ancora e qualcuno probabilmente in questo momento, se si erano fatti troppi debiti con la bocca all'epoca, in questo momento, contro Lukaku, in questo momento
staranno un po' in silenzio aspettando magari che capiti una partita dove si mangia un gol davanti alla porta, fa una lacacata e tornano. Avete visto, eccetera, eccetera, perché il tifoso è un po' così, ma il tifoso di tutte le squadre, non solo i tifosi del Napoli. Senza dubbio stiamo godendo. Nesta leggenda del Milan, laziale da sempre, avrà una scelta ardua, scudetto al Napoli o all'Inter. Davide, sì, si divertiranno i tifosi avversari a dire cose del genere. Come si metterà, perché ho visto una fotografia di Conte e D'Aversa insieme in spiaggia. Sono più che amici, è chiaro che siano più che amici, cioè, mi pare che Conte sia tipo il padrino della figlia, una cosa del genere. Sono cresciuti insieme, sono stati in squadra insieme. Conte era, se non sbaglio, assistente allenatore in un periodo. Insomma, c'è un grande rapporto di amicizia. Questo non vuol dire che D'Avessa non voleva farci lo scherzetto per salvarsi nel primo tempo, perché altrimenti se uno avesse messo il tappeto rosso, cosa che non farà neanche Nesta, perché ha poco da fare Nesta per salvarsi, se non giocare con grandissima dignità il finale di questa stagione, dove è stato esonerato, è stato richiamato. Non penso che abbia da dimostrare altro, dovrà dimostrare una grandissima dignità, un Monza che non deve prendere imbarcate, che deve con grande dignità, è proprio la parola giusta, chiudere la stagione bene. E avete visto che nonostante l'ultimo posto 2 gol all'Inter li fanno, quindi andiamo molto cauti sempre. Ecco, il vice di Gigi De Canio quando D'Aversa giocava nel Siena, bravissimo, una polemica, era lì che volevo arrivare. Solo a me è sembrato 4-2-3-1 nel secondo tempo. No, amico mio, è il momento in cui Gilmour scende, si abbassa insieme a Lobotka tra i difensori per partire dal basso. Penso ti sei collegato subito dopo perché l'ho detto a inizio live. Ed è lì che il triangolo del 4-3-3, perché Gilmour ha fatto a tutti gli effetti la mezzala nel primo tempo e lo vedete dai tocchi della hitmap che poi vi farò vedere, però poi non ha disdegnato l'abbassarsi e lasciare il McTominay la punta di quel triangolo che poi potesse andare, una volta recuperato un pallone sporco, a bucare e ad andare con un Lukaku che si allarga, gli inserimenti insieme agli altri, e quindi non ha fatto l'Anghissà, il Gilmour non ha fatto l'Anghissà incursore che va anche in aria a saltare, anche perché Gilmour che vuoi saltare, però in fase difensiva ha fatto la mezzala nel primo tempo e quindi ci sta vedere il secondo modulo. La prestazione di Nerez finalmente ci rincuora per lavorata in campionato. Caro Francesco, la prestazione di Neres, lasciami dire, del secondo tempo, perché nel primo tempo non ero convintissimo e mi sembrava andare un pochino ancora a vuoto. Nel secondo tempo invece ci ha fatto vedere lo spunto che ci faceva vedere qualche giornata fa, e quindi molto meglio, perché abbiamo un bisogno assoluto della fantasia anche di Neres. Mia moglie? Hi. Are you okay? Are you okay? She's okay. Dai. 8 gol in campionato e record personale. McTominay è bellissimo. McTominay is back. Aggiungiamo l'assist non dato a Lukaku per Dilo, autogol. Amir, quello meno in palla. Fammi pensare. Forse sì. Lobotka con un paio di passaggi li avrà sbagliati. Quello che ho notato forse di Rachmani è che nel primo tempo ti giri sulla tua destra e non hai Di Lorenzo, e un paio di volte mi è sembrato pensarci su, dice la donna Zocchi, oppure rischio un'altra giocata verticale, oppure vado dall'altra parte di nuovo. L'impressione che ho avuto è stata questa, quindi un pochino più di ragionare e lo stesso dicasi per Politano, perché ovviamente ci sono al di là del fatto che tu ti puoi fidare o no, ma ci sono degli automatismi, dei movimenti che Di Lorenzo oramai fa in maniera assolutamente automatica e che Mazzocchi non fa di suo istinto. Quindi secondo me ecco perché
risultavano meno in palla. Un po' di napoletano lo sta imparando? Assolutamente sì. Poi un giorno, lei è così, anche da piccola, non è che diceva le prime parole così, ha parlato direttamente con una frase intera. Quindi imparerà il napoletano e apriremo una live con lei che fa tutto un discorso in napoletano. Sta guardando, succederà. Napoli senza carattere, gioca bene quando non è responsabilizzato. Dopo quella vittoria sull'Atalanta e Juventus bruciano troppo le cadute con le romane, l'Udinese e il Como. Napoli senza carattere è un pochino... Ah, quindi tu dici che il Napoli praticamente ha giocato bene questa qua perché oramai non c'era più niente, oramai era andato lo scudetto, questo stai dicendo? Non lo so, perché quando poi noi avevamo fatto quelle vittorie consecutive nel periodo in cui giocavamo anche bene, non avevamo quella pressione di essere primi in classifica e di sentirci gli altri che correvano dietro. Quindi questa situazione del senza carattere, che è un po' quello che ci ha detto anche Stellini per quanto riguarda la mentalità, il braccino, e quello che ha detto anche Conte. Hi. Tacos? No, thank you. No, niente, perché può essere... maybe I'm gonna eat somewhere else. Where else? Where? No, è perché... Oh, mangio una cosa... I can't mix the two languages right now. I'm losing my mind. No, thank you. Ok, but because I went to grocery shopping, so there's a lot of food. Quindi la mentalità che diceva Conte, diceva Stellini, viene un pochino più in affrenzione quando poi perdi il contatto. Allora un'altra cosa che ci dicevano sempre, stare davanti, la pressione di stare davanti. E vi ricordate quando noi ci siamo messi davanti con Spalletti e Guido ci fece vedere quel film, quella parte di quel film dove dice ma come si sta ad avere un sacco di soldi e si sta bene? Vuol dire che forse non è tanto la pressione, il mal di testa di stare davanti, ma è il rincorrere che ti dà più fatica e alle volte dipende poi anche dall'avversario. Puoi perdere dei colpi quando sei in rincorsa. Vediamo se la Roma, per esempio, riesce a smentire questa mia convinzione, che poi è stata, nel calcio è sempre stata così, l'abbiamo visto con Gattuso, il rincorrere troppo stanca. Se la Roma riesce ad andare in Champions, fa una cosa che io non mi aspettavo e dice, caspita, complimenti, si deve dire anche degli avversari però che hanno il ciapanò anche sulla Champions. Se invece la Roma comincia a perdere dei colpi adesso, che il calendario, le cose così, vuol dire che la rincorsa è effettivamente stanca. Sei ingrippato Brain, madonna mia, veramente. Che poi rispondevo a lei in italiano ed... Molto felice per la fascia Politano, quest'anno è un giocatore imprescindibile. Sembra che Conte dopo il 3-0 volesse fare altri gol fondamentali per diminuire il gap con la differenza resi in caso di pari punteggio. Caspita, qua andiamo veramente oltre. Io non ci sto proprio pensando all'idea dello spareggio, però è una possibilità e credo che la differenza reti sia in questo momento, credo, incolmabile. La devo controllare, ma non penso si possa fare. Abbiamo sicuramente la migliore difesa, però come gol fatti siamo ancora un pochino troppo indietro. I like, hai ragione Mr. Forces, i like e i vocali, se io mi sposto, possiamo andare a recuperare. Questa era l'analisi di Davide. Devo togliere questo error, questo network, che non so perché. Piccola analisi stupida, il Napoli ha fatto 9 gol e 7 assist con i panchinari. L'Inter dovrebbe avere la panchina corta con pochi gol, il racconto delle ultime settimane. 23 gol e 20 assist. Se li vuoi mettere in un video, questi sono i giocatori che aveva analizzato Davide: Arnautovic, Bissek, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski, Taremi, Correa, Aslan, De Vrij, Darmian e Zaleschi, che sono effettivamente seconde linee, mentre le seconde linee del Napoli: Spinazzola, Gilmour, Billing, Nesta, Raspadori e Simeone. Penso che qui ci sia poco da dire. Poi ripetiamo quell'assunto: esistono i giocatori fortissimi che possono giocare male e non performare, ed esistono anche dei giocatori normali che possono andare oltre, che stanno in grandissima forma e ti fanno vedere delle bellissime cose.
Non si scappa da questo. Allora, Francesco. Scott McTominay, Scott. sono andato allo stadio, Vale. Mi dispiace che non sono potuto vedere con Fabio Versati, che mi aveva scritto per diverse cose. Sono andato all'università stamattina, quindi non ho potuto. Sono arrivato anzi in tempo. Scott McTominay fa la differenza di testa, da fuori area, anche se ad esempio anche Billy Gilmour ha fatto una gran bella partita. Napolitano sempre sacrificio allo stato puro. Che è anche McTominay sacrificio allo stato puro, che una certa, quando si è infortunato Juan Jesus si è messo lì a fare il difensore centrale. Vero. Partita che si è messa su una buona strada, è venuto fare anche un bel po' di cambi. Tutto sommato restiamo a meno 3 dall'Inter. Sarebbe fondamentale vincere con il Monza, con l'Inter che quel giorno dopo dovrà giocare fuori casa con il Bologna. Esatto, perché giochiamo prima noi e poi l'Inter. Vero sto fatto che nel frattempo che si stava scaldando Rafa Marini e la palla non usciva, perché dovevamo fare quella sostituzione con Juan Jesus, si mette McTominay difensore centrale, e se non sbaglio in quel momento arriva anche un colpo di testa di Grassi, dove McTominay non riesce a impattare, e il colpo di testa alto di Grassi, quindi anche in quel momento un pochino di apprensione stava venendo. Conte, Juan, forza, Juan, mi sono strappato, Conte, resisti, Juan, come cacchio faccio? No, cambio, Conte, ma chi metto, mannaggia tutte cose, e fu subito, mannaggia Marin, perché giustamente è così. Inter, allora grazie, vedi quanto sono belli gli amici Bellini che mi danno una mano con i numeri. Inter 71 gol, Napoli 51. Per fare 20 gol sono rimaste 6 partite e va tutte 3-0, diventa un pochino difficile. Diventa un pochino difficile, però perché no? Può essere pure. Semplicemente io credo che Conte sa che lui ce l'ha detto, poi non sempre siamo stati in grado di farlo, ragazzi. Però io penso e credo che non si possa non essere d'accordo. Io non credo che Conte lo chieda di sua sponte di abbassarci tutti in difesa e sperare di non prenderle. Io sono convinto che lui voglia difendersi attaccando. Da quando lo disse, poi abbiamo cominciato a farlo, poi non siamo riusciti a farlo sempre. E questa partita qua, secondo me, è importante per stabilire questo. Cosa vi dico sempre? Il Napoli parte forte. Il Napoli parte sempre forte per cercare di segnare subito, per metterla sui binari giusti. Oggi l'Empoli è partito forte. Il Napoli decide di non partire forte? Non credo, sarebbe un illogico. Semplicemente non ci siamo riusciti, semplicemente loro hanno fatto 2 pallate, hanno vinto 2 duelli di testa, uno di testa, una spizzata, sono arrivati 2 cross pesanti, insomma pericolosi, e ci stavano facendo, scherzetto, Ghiasi di testa, Fazzini di testa, poi arriva il gol di McTominay. Però le prime 2 occasioni arrivano per l'Empoli e non credo che il Napoli li abbia concesse volontariamente. Di conseguenza, io penso che anche sul 3-0 l'idea di andare in avanti significa che subisci meno pericoli, perché se stai chiuso dietro, e forse c'è stata una chiacchierata ancora più approfondita su quello che si è fatto nelle ultime partite, e dice: se noi ci abbassiamo noi rischiamo di prenderle, e non va bene. Anche col Bologna avremmo potuto non prenderla se ci fossimo convinti di continuare il piano gara, eccetera eccetera. Conte potrebbe anche dire delle bugie, ma quello ci sta raccontando, e questo abbiamo visto oggi. Buonasera Vincenzo. Quanto è importante fare 21 gol in 6 partite. Esatto. Avevamo Kvara nei periodi buoni, il gruppo ha perso il morale giusto, Conte compreso, solo rabbia e nervosismo dopo il Giorgiano, con tanta ansia dal secondo tempo. Lo so, amico mio, ma tanto questo resterà, e resterà negli annali, è storia, diceva qualcuno, e purtroppo è così, non c'è dubbio, non possiamo sapere. Io, segnatevi questa cosa, che se poi dovessimo arrivare punto a punto, perché se l'Inter scappa e tu perdi 2 o 3 partite, te ne fai una ragione così. Se arrivi punto a punto, forse il rammarico potrebbe anche essere più alto. Io invece sventolerò alta la bandiera del festeggiare il secondo posto, perché visto quello che erano i presupposti, non solo dell'anno scorso, ma anche di quanto fatto a gennaio, non è assolutamente sottovalutabile quello che il Napoli sta facendo, e quindi la sventolerò altissima. Dopodiché, segnatevi questa cosa, qualcuno
avrà la forza, il coraggio e la sfacciataggine di dare la colpa a Kvara se non abbiamo vinto questo scudetto. Segnatevelo, succederà. Adesso stanno mantenendo, perché ci sono state altri tipi di prestazioni così. Se arriviamo punto a punto e non dovesse succedere, daranno la colpa proprio a lui. È colpa sua. Non è colpa di Conte, non è colpa di De Laurentiis, non è colpa di Manna, non è colpa di Lukaku, di Meret, di Rafa Marin. È colpa di Kvara che non è voluto restare a vincere il secondo scudetto. Lo diranno. E io mi sono scocciato di ripetere le cose che sono storiche, sono proprio la storia, e continuare a farlo sarebbe anche stucchevole, perché poi c'è sta gente, basta Kvara, devi parlare di Kvara, e vabbè, va bene così. L'Empoli è stato un fuoco di paglia, calciatori accostati con insistenza. Marianucci è un tema di cui dovremmo parlare, Fazzini, Esposito, Guglicizze, Ismaili e squadre in zona retrocessione da mesi. Poi io non lo so se questi giocatori li levi dal sistema Empoli e possono fare una buona riuscita. Ci sono giocatori che tu vai a prendere dalle squadre retrocesse e ne prendi uno e lo metti in una squadra che funziona, può funzionare. Certo, tutti insieme questi qua, Esposito per esempio è un giocatore che ha grande talento, ogni tanto Colombo ti fa il gol, ma vengono abbastanza meno in fase realizzativa, credo io. Fazzini è un giocatorino interessante che può dire la sua in una squadra piccola. Marianucci onestamente oggi non è che mi abbia fatto impazzire, però potrebbe essere una quarta scelta di buon livello da far crescere in una squadra che però funziona, non dove deve fare tutto lui. L'Inter si dovrebbe dimenticare di segnare, nel contempo il Napoli dovrebbe vincere 4-0, impossibile, in effetti calcisticamente impossibile. Vedi Baldanzi, esatto, un buon esempio di giocatore così, che poi metti in un'altra situazione e può comunque funzionare. Conte, buongiorno, domani si allena e vedremo che risposte darà, preghiamo. Allora un recupero lampo di buongiorno, perché Conte ci aveva detto in conferenza non siamo sicuri di quanto dovrà stare fuori, eccetera eccetera. Se riesce a recuperare, io non credo che insomma si debbano rischiare i giocatori infortunati, però stiamo parlando di eccellenze dello staff, quindi non credo che faranno così. Oppure, anche se insomma, se ci ragioniamo, anche con un Anghissà mezzo infortunato, lui lo mette dentro, secondo me, con certi giocatori che lui ritiene molto superiori agli altri. Conte forse un po' di rischi se li prende in questo momento, però non lo so, vediamo, non tiriamo la capa, non laviamo la capa al ciuccio. Verrà confermato Manna l'anno prossimo? Non lo so, dopo la scelta di Caforo la vedo dura, ma la vedo dura anche chiamarne un altro. Si fa con i direttori sportivi, si fa il discorso lungo, quindi vediamo. Io la storia del Milan ci credo pochissimo. Billing. Bravo Nick. Leoni del Parma. Per me un futuro nazionale potenzialmente. Sì, ne stavano parlando di Leoni. E andiamo. Allora, mi sono fermato con i vocali perché non sto capendo più niente. Ma in tutto questo, qualcuno ha capito perché questa partita si gioca di lunedì? Credo pure per una questione di diritti TV e di mettere una partita di lunedì che però non abbia una distanza con le partite di Coppa che le altre dovevano giocare. Credo che sia così. Onestamente, non te lo so dire. Andiamo a recuperare un po' di vocali velocemente. Bene, molto bene, vittoria importantissima, anche meritata. Per fortuna nel secondo tempo l'Empoli ha abbassato e anche di molto il proprio ritmo di gara. Grande partita di Lukaku, di McTominay, un ottimo Neves nella ripresa, felice per la prestazione di Mazzocchi. Ragazzi, andiamo avanti così, che ci sarà da sudare, da lottare. Ci sono un paio di cose che non mi sono piaciute. La sensazione è quella che fin quando si è 1-0, non lo so, ho la sensazione che questa squadra abbia un po' la paura di vincere, però per il momento non ci pensiamo, teniamoci questa bellissima vittoria conquistata nel secondo tempo e avanti tutta la prossima.
Ciao Valerio, Giusto. ciao gruppo Bellino. Oggi fa Il, il bot, ciao Valeria. Giusto, c'è anche la Coppa Italia dell'Empoli e sì, la sensazione. Voglio, ma io per questo, quando poi parlano gli allenatori, Davide tra l'altro che è un mister, quando alcuni allenatori del passato hanno parlato, perché le conferenze per me sono importanti, perché ti danno delle cose e tu te le porti avanti e ragioni più similarmente allora. Sul 2-0 non stai tranquillo, diceva Spalletti, almeno se fai il 3-0, perché poi basta una pallata, eccetera, eccetera. Secondo me quel retaggio non valeva solamente per Spalletti, ma vale un po' in generale per i giocatori, il calcio moderno fatto di queste pallate, di questi VAR, che non sai, può succedere niente, trovano una cosa e la partita si ribalta. Quindi sì, è chiaro che poi quando vai sul 3-0 già vedi un pochino una distensione generale e arriva pure il palo di McTominay, ragazzi, il palo di McTominay, Lukaku ne poteva fare un altro. Insomma, sì. faccio un vocale per dire che non ho niente di cui lamentarmi, anche se sicuramente i cambi, i tanti cambi che mi hanno reso felice sono arrivati grazie al risultato estremamente ampio a nostro favore. Però bei segnali, secondo me è importante, come vittoria è importante anche aver fatto quel gol in più rispetto al solito. Sì, tra l'altro io nel momento in cui arriva il 3-0 subito dico e mietta Simeone, proprio per non far stancare Lukaku che però stava proprio on fire e ci sta anche dargli soddisfazione, però ero convinto dell'ingresso di Simeone a quel punto ed è lì che però mi pare si fa male quando io chiedo nella reaction i cambi subito, perché sul 3-0 lo puoi fare, e è lì che si fa male Juan Jesus. E allora secondo me dice aspetta un momento, il cambio Mazzocchi-Spinazzola era probabilmente previsto, Mazzocchi ha dato tutto, anche Mazzocchi, attenzione, si è toccato un po' la coscia in 2 volte, la coscia sinistra, quindi monitoriamo, ma dovrebbe, tornando poi Di Lorenzo, è tornato anche Spinazzola, quindi monitoriamo. Però probabilmente il cambio di Spinazzola era previsto, quello di Rafa Marino Juan Jesus ovviamente no, e quindi Conte aspetta un pochino prima di fare gli altri 3 cambi, Billing, Raspadori e Ngonghe. Attenzione, ma per forza, perché sembrava proprio la partita adatta, visto che il Napoli difficilmente va su questo doppio triplo vantaggio, lo abbiamo fatto, ricordo, col Cagliari alla grande, lo facevamo col Bologna all'andata e questo era proprio il momento per dare un pochino di sfizio, un pochino di fiducia anche alle seconde linee, che poi alla fine vedi finiscono per servirti, perché capita il momento, capita l'imponderabile, capitano 2 squalifiche all'improvviso. Ricordiamo per esempio che Olivera è diffidato, se Olivera prende un giallo deve giocare Spinazzola e non hai poi più i terzini così, quindi Spinazzola non te lo puoi giocare più in avanti. Quindi tutto questo, dicemmo, dice, sfruttali tutti, quello che succede, e in questo momento io lo so che mo ci crediamo di nuovo e quindi alla grande così, ma abbiamo blindato la Champions con la vittoria di oggi, direi di sì, giocatele alla grande, perché questa mi pare che fu la cosa che dicemmo anche a Spalletti, c'è stata un pochino la sensazione che nel finale un po' troppo il pensare all'equilibrio gioca, tanto che fa. Però se io vedo il Napoli che gioca come il secondo tempo, niente da dire sul modulo, niente da dire sui giocatori utilizzati, eccetera eccetera. Se vedo le prestazioni che abbiamo visto qualche settimana fa or sono, a quel punto chiedo a Conte, giocatela a viso aperto, non mi far vedere gente che si para, che c'è contro squadre piccole, poi non è proprio il caso. Giocatela a viso aperto, perché tanto la Champions l'hai presa, divertiamoci, dimostriamo di meritarla, perché poi non voglio nemmeno che si dica perché quello l'ha vinto solo perché l'Inter è crollata, no, la devi meritare sul campo anche con grandi prestazioni, e se fai bene il finale, questa è una cosa che vi dico da musicisti, molto spesso il resto della canzone se la dimenticano. Magari se il ritornello è buono si ricordano il ritornello, ma l'importante è il finale. Bam!
belli tutti insieme, compatti, finale bello preciso, pulito, tutti si ricordano il finale e l'applauso scatta, e tutto il percorso così ce lo ricordiamo noi che l'abbiamo scritta la canzone, ma chi se la sta ascoltando dall'esterno? Guai, che paragone musicale bellissimo. Wow. Contro l'Empoli, contro il lunedì, contro le maglie celebrative, contro il Contro le fabbro, maglie. che forse stasera la sufficienza se la prende. Sì. Che strano essere sereni, signori. Dopo il primo tempo non l'avrei mai detto, perché è sbloccata presto, però onestamente non ero molto soddisfatta. Neres, i primi 30 minuti comunque l'Empoli era messo molto bene in campo e ci hanno messo parecchio in difficoltà, ci abbiamo messo un pochino per uscire almeno una volta buona senza il lancio lungo, e infatti è arrivato il gol su quell'azione lì. Secondo tempo devo dire tutti molto molto meglio. Olivera ha fatto una partita pazzesca, Mazzocchi partita molto molto seria, Lukaku ha fatto un secondo tempo mostruoso. Avevamo tutti i dubbi a inizio anno, però penso che si possa dire con molta serenità che ha spostato quello che doveva spostare Lukaku. Il suo l'ha fatto ampiamente, doppia, quindi onestamente di più non potevamo chiedere. Mio marito è tornato, finalmente è tornato al gol, una bella doppietta. E niente ragazzi, passo positivo direi, sono leggermente più tranquilla. Io ti percepisco già nella reaction che hai chiesto 75 cambi sul 3-0, lo vedo, lo percepisco. Lo sapevo. No, confermo a Paolo, quando mai? Olivera non è stato ammonito, è ancora in diffida, quindi non pensavo di essermelo perso, è stato ammonito Lukaku, quindi su Olivera stiamo tranquilli, e a Valentina non devo dire niente. Nick. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Partita ampiamente soddisfacente, contentissimo, partita divertente, l'Empoli che ha iniziato benissimo la partita, il Napoli in difficoltà all'inizio, il primo quarto d'ora, con queste pallate sempre su Lukaku, tutti a chiederci perché, e ovviamente appena entra la prima pallata si hanno spazi in profondità per questo McTominay, ragazzi, che è un'ira di Dio. Io veramente non ho parole, era da Hamsik che non vedevamo un centrocampista così goleador, col senso del gol. Lukaku partita magistrale. Io non ho parole per questo centravanti scarsissimo che non si può vedere, che fa 12 gol e 11 assist, e conto anche quello dell'autogol. E niente, grande Napoli, forza Napoli. Assolutamente. Infatti sì, perché poi ricordiamo che c'è un assist che loro non contano, quindi siamo a 11 più 12. Sì, mi piace ricordarlo fino alla fine del campionato. Sì, McTominay, proprio il senso del gol. C'è da dire che il primo gol che fa centrale per centrale, poi bene Neres e Politano che accompagnano, così si portano dietro degli avversari e quindi non riescono a chiuderlo in tempo. Fa proprio il gol che tu quando carichi, quando carichi il tiro speciale, no? Con tutta la forza, il portiere, anche se intuisce il tiro è troppo forte, perché il tiro non era angolatissimo, era abbastanza centrale, però è troppo forte, il portiere non riesce a reagire in tempo, e quindi un bacio, mi chiude dentro e morirò di caldo, tra un po' mi vedrete sudare. È giusto, perché sto facendo una capatanda in italiano che non è nemmeno piacevole probabilmente, però il senso del gol, capito? Lo dimostra anche poi nel colpo di testa che gira bene velocemente, il palo che prende, di grande livello, grande livello. Non mi è arrivato il mio messaggio, Luigi, si è perso? Se me lo sono perso, fammi vedere. Se me lo sono perso, posso tornare indietro, perché può essere che stando nell'altra schermata. Fammi vedere. È questo il messaggio. Ti dico una cosa, sempre per il giochino che ogni tanto gioco a eFootball, c'era un evento che era proprio la Champions League e io ho preso il PSG, ma perché onestamente le altre squadre non mi piacciono. Sì, forse l'Arsenal, ma il Barcellona ha trattato male Maradona, quindi non mi piace il Barcellona, l'Inter non la prendevo, ho preso il PSG, guarda caso, ma poi non giocavo, i giocatori miei, e ho fatto tutte le cose, e l'Inter col Barcellona perde. Però io ho vinto, il PSG vince la Champions, sarebbe una cosa fantasmagorica, e lì vi voglio vedere tutti quanti prendersela con
veramente godiamoci il percorso, caro Luigi. Grazie che mi hai ricordato che non me lo volevo perdere questo messaggio. Sono comprensivo, ma pure lei è molto comprensiva con me, eh. Io penso di aver trovato una ragazza straordinaria, perché la vita che faccio io non ha proprio senso, specialmente in questo paese, comunque svegliarmi con gli orari italiani, fare delle cose, penso che lei sia molto più santa di me. L'ultima volta che facemmo 6 punti con l'Empoli fu scudetto, la vedo così, ed è vero, è una cosa vera, non ti posso dire niente. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Partita vinta in maniera netta, mancava da molto una vittoria così, ci fa respirare. Abbiamo rischiato un po' nei primi 20-25 minuti, non mi è piaciuto, in genere nel primo tempo, un po' troppo mosci, troppo morbidi, diverse seconde palle perse, contrasti persi, troppi cross concessi a Pezzella, sono tutti Hernandez, ricordiamo, contro di noi puntualmente fa partite incredibili. Sempre. Big Rom ha fatto una prestazione gigantesca, 12 gol e 11 assist, ricordiamolo, l'assist contro il Verona che è un autogol perché la palla sbatte sul palo, poi dietro la schiena del portiere, ma è comunque un assist. Per il resto, che dire, ho una sensazione, ovvero che tra i vari giocatori in panchina, di cui Conte non si fida, li ritiene magari scarsi o comunque non adeguati a partite titolari, secondo me c'è una svista, ovvero Rafa Marin, che ha fatto 20 minuti puliti, sì, sul 3-0, va bene, ma io non lo vedo così male sto ragazzo, comunque faceva parte della schiera Real Madrid, cioè, non so, non penso sia così tanto inadeguato. Per me sabato prossimo lasciamo stare difesa a 3 con i titolari attorno, magari Rafa fa una buona prestazione, speriamo. Forza Napoli sempre. Il discorso, allora, giustissimo, perché poi se poi dobbiamo giudicarlo solamente quando cambi 11 giocatori non è proprio il caso, e su questo sono d'accordissimo. Mettilo in un sistema con tutti i compagni titolari che sanno quello che devono fare e lo fai stare più tranquillo. Sotto questo punto di vista, senza dubbio. Mi dicevi difesa a 3, evidentemente qualcuno avrà ipotizzato per non rischiare, eccetera, eccetera, ma diventa difficile perché significa dover utilizzare cioè non hai più modo di difendere, perché per fare la difesa a 3 devi devi inserire Olivera come braccetto, se non c'hai centrale, Rachmani, fare Di Lorenzo, non è proprio il caso, non è proprio il caso di mettere i braccetti così. Al massimo ti direi, se proprio Rafa Marin non lo convince, direi Olivera centrale e Spinazzola terzino. Non vorrei il cambio modulo, non vorrei tornare a 3 perché Di Lorenzo pure non mi convince come braccetto, non voglio perdere tutto quello che Di Lorenzo fa come terzino che viene dentro al campo. Abbiamo avuto la possibilità di fargli saltare una partita, torna un Di Lorenzo che magari può fare quello e Mariastello, quindi non cambierei assolutamente modulo, ma tanto. Sì, Paolo, può essere che da zona ha preso qualche zarro, che stanno sempre solo con la capa a Real Madrid e a Barcellona. No, infatti no, confermiamo che Olivera non si è assolutamente ammonito, non è stato ammonito, quindi non è squalificato. I dazi, gli orazzi, i curiazzi e i pancrazzi. Non lo so, è pazzo, aveva fatto tutta una serie di cose, poi ha detto no, però gli elettronici no, la tecnologia che viene dalla Cina la togliamo da mezzo, poi quegli altri sì, quegli altri no. Onestamente non ci sto dietro e si deve assestare il tutto, perché in questo momento è un panico generale, è il panico proprio. Sono dazi amari, veramente, sono veramente dazi amari. Se perde dove a Milano l'Inter si smonta sicuro. Vedi che allora è meglio che perde. Nel secondo tempo molto meglio nelle uscite dal basso, più sicuri, più precisi. Non so se contano i gol come fonte di serenità, secondo me sì, caro Antonio. Grassi fastidiosissimo, Scotto giocatore totale stasera, Mazzocchi fast. È vero, quando si incurva Mazzocchi e comincia a correre è difficile da tenere. Poi gli serve quella sensibilità magari nel piede che non sempre ha, però che gli vuoi dire a Mazzocchi? Si vede proprio dalla faccia che e in quel momento è proprio uno di noi che sta teso, perché oltre ad essere il suo lavoro, e sappiamo quanto è difficile farlo, che noi la facciamo facile, dalla TV ci guardiamo la partita, la facciamo facilissima, però stare là non è facile. La maglia pesa 2 volte perché sei anche tifoso e quindi se sbagli una partita, sì, non hai sbagliato solo una partita del tuo lavoro, è anche la tua squadra che non vince, quindi si vede proprio che se la vive così e merita il meglio, onestamente.
Andiamo, tanto corazon, esatto. Ha capito pure Conte. Sì, è stato bello anche l'abbraccio finale. Un indizio non fa una prova, però la qualità con una squadra oggettivamente più scarsa è uscita fuori. Quindi, secondo i tempi, con Bologna, Milan è anche un po' merito loro. Sì, cara Vale, assolutamente. E questo è un altro discorso che noi, quando poi siamo troppo napolicentrici, dimentichiamo che ci sono gli avversari che vogliono fare, che hanno degli obiettivi. Noi diciamo, ma quello non ha le motivazioni, tu dovevi avere più motivazioni. Le motivazioni sì, ma non basta. Alle volte tu tocchi il pallone e lo tocchi male perché c'hai uno addosso che non ti fa ragionare e sbagli e te ne approfittano. E il calcio è bellissimo proprio perché non è che se tu stai in grande forma tu sei nuotatore, tu hai lavorato sul tuo fisico per 2 anni, la dieta perfetta, ti sei allenato, hai migliorato il tuo record personale, continui a fare, se la giornata è buona continui a fare. Ci sono gli avversari che ti mettono i bastoni tra le ruote, ti mettono le ruote tra i bastoni. È così. Valentino Siano celebrate 32 months of membership. Ciao Valerio, ma Okafor non lo vede proprio più, penso di no. Caro Valentino, io lo continuerò a inserire nel finale della partita, però quello Conte si è visto nel finale del video, della simulazione, ha visto che nei rigori Okafor ha fatto lo scavino, ha fatto lo scavetto e ha parato Vasquez. Di conseguenza ha pensato meglio non rischiare, vedi, metto Raspadori. Simeone è stato forte, quindi non mi ha ascoltato su Simeone, ma evidentemente ha visto che Okafor non ci sta, non ce l'ha proprio, e avrebbe anche poco senso di rimetterlo in condizione o magari fargli fare un finale di stagione alla grande, tanto si è capito che non lo riscattano. E che fai? Fai un favore al Milan, che lo rimetti pure in sesto e poi dopo se lo vendono anche bene così. Secondo me c'è anche un retropensiero del genere. Ecco perché se Conte avesse deciso di andare già al Milan avrebbe potuto fare un pensiero anche del genere. Metto che me ne fotte del finale di campionato del Napoli, metto Okafor nella speranza che si recupera, almeno lo vendo e c'ho poi dei soldi da spendere al Milan. Ci credo pochissimo. Altre situazioni diverse, però Okafor è d'agenda alla fine, lo sta conservando per il gol, scusa, se ne cade Napoli, veramente, poi al di là del bradisismo e delle cose, se ne cade Napoli. E io una cosa che vi ho detto più volte, se poi il destino forte dell'uomo forte è quello, e allora sì, e a quel punto mi metterò anche io a sfottere a Kvara. Ve lo dico subito, se capita così, proprio che lo fa proprio lui, mi metto a sfottere Kvara, facciamo i bellini, dice, te ne sei andato. Intanto lui si sta togliendo le sue soddisfazioni. Avresti potuto vincere 2 scudetti a Napoli come nessuno al mondo, come quello la Kvara. Però veramente, andiamoci piano. Certo, se non gioca mai, proprio è difficile pure che segni. Però hai visto mai? Succede una cosa che sei costretto a mettere proprio lui. Hai visto mai? Apriamo i rubinetti. In che senso, caro Nicola? Nel senso che intervengono tutti? Non lo so, perché io poi tra un pochino devo andare via. Voglio ascoltare tutti i vocali e leggere più messaggi possibili. Ciao ragazzi, buonasera Valerio, un saluto dal Maradona, senza voce, soddisfatto, grandissima partita del Napoli, un po' sottotono il primo tempo, sarà pure l'Empoli, ma il secondo tempo abbiamo giocato proprio bene, partita controllata dal primo all'ultimo minuto, mi è piaciuto molto Mazzocchi, Gilmour strepitoso. E vabbè, poi c'è un signor centrocampista scarsino di nome Scott McTominay che ci ha fatto vedere un po' cosa significa venire dalla Premier, e quindi anche Gilmour. Per il resto Conte stavolta ha indovinato quasi tutto, anche perché non ho capito la sostituzione di Ngonga, onestamente proprio. Se proprio vuoi togliere Politano, metti Raspadori, sposti Neres a destra e togli Lukaku e fai giocare Simeone, non ho capito perché. Comunque forza Napoli. Forza sempre. Ragazzi, comunque grandissima partita. Aspetta, abbiamo il Gazzella Bella che deve intervenire. Nel frattempo devo ringraziare Giancarlo. Ciao Valerio, caro Valerio, finire bene comunque vada sarà fondamentale per il prossimo anno, quindi bene così, e Conte lo sa perché ti segue. Vabbè, questo è un discorso nello specifico, il finir bene per cominciare bene
non mi prendo assolutamente nemmeno io la paternità di questo è proprio tutta farina del sacco di Guido. E ci tengo moltissimo perché poi nel cannibalizzare alcune cose che prendono dal canale, le fanno loro, le altre trasmissioni, senza citarci mai, non sia mai, tanto che diamo fastidio. Va bene tutto, però ci sono alcune cose che intuisco io, che possiamo intuire tutti, eccetera eccetera. Questa qua del finire bene per cominciare bene è solo farina del sacco di Guido, e bisogna dare atto a lui assolutamente, che poi non è una cosa che lui butta lì così, ma è frutto di analisi di anni e anni, di classifiche, di cose così, non sono campate in aria, e quindi sotto questo punto di vista bisogna rispettare chi ha un'idea che è diversa dal mainstream generale del calcio, dove esistono le finali, dove tutte le partite sono così, giocare le coppe, eccetera eccetera. Se esiste una strada alternativa, io almeno ve la mostro, poi sta a noi decidere se imbroccarla o meno, però almeno una dei motivi del canale è mostrarvela una strada. Eccola qua, c'è una strada alternativa, facciamo la nostra scelta di volta in volta, si può cambiare idea. L'anno prossimo è capace che vi dico, aiù, con Conte il doppio impegno non si può proprio fare, è meglio che usciamo dalle coppe, se no retrocediamo, perché Conte non è proprio in grado. Può essere che dimostri, perché Conte poi è anche uno che col doppio impegno, però va bene così, e nel frattempo era arrivato un altro supporto da Paolo, che devo ringraziare, devo vedere se c'è un messaggio, perché ragazzi, grazie mille per capire il momento tecnologico mio particolare, perché è così. Visto che ho sbagliato sull'O, aspetta, Vera, pagherò il caffè. Aspetta, prima di tutto ti ringrazio perché ho sbagliato sull'O Vera. Intendevi Lukaku? Caro Paolo, mi devi scrivere chi cosa intendevi. Tu che sei andato su Kofi. Visto che ho sbagliato sull'O Vera, pagherò il caffè, devo capire. Conte a volte mi fa nervosino, l'allenatore che farebbe morire i giocatori in campo pur di fare dispettuccio alla società, ma non credo, Leorio, che sia un dispettuccio alla società, non credo, o meglio, non in questo caso. Io sono convinto che lui voglia raggiungere il massimo, magari per se stesso, va benissimo, però voglia raggiungere il massimo dalla sua squadra, dal momento così. Non penso che lo faccia per fare il dispettuccio alla società, è il suo modo di vedere il calcio, la stagione e il suo gruppo di fidatissimi, e altri, a ragione o a torto, lui si fida di me. Luca Valerio, fammi capire se Paolo... Ah, dici che hai sbagliato su Olivera, perché ho letto su Lo Vera e non capivo. Paolo, ma non dovevi, assolutamente, grazie mille, figurati, grazie infinite per il caffè, che apprezzo volentieri. No, grazie, il caffè mi rende nervoso, ma sono tutti caffè che faccio assaggiare anche a mia moglie, perché lei beve il caffè, quello là. Ho trovato il Kimbo e sono molto molto felice. Ho sbagliato su Oliver, chiarissimo. Vero, ma cerchiamo di non entrare nel discorso, caro Mizio Capotosto, e finiamo anche i vocali. Davide. Buonasera Valerio. Allora, finalmente ho visto una partita senza soffrire. Incredibile come scambio. Abbiamo fatto con Bologna, cioè praticamente abbiamo fatto i passaggi dietro, eravamo messi comunque bene in mezzo al campo, nonostante loro hanno pressato praticamente tutta la partita. Vero. Perché l'Empoli ha perso 3-0, ma comunque ha fatto secondo me 50-60 minuti abbastanza buoni, ha giocato abbastanza bene. Poi la qualità è quella, che quando lo fa un Bologna, qualitativamente, tecnicamente sono più forti, quando lo fa un Empoli non sono forti come il Bologna. Quindi stasera poi abbiamo... Guarda, dai, questa può essere una banalità, ma è una verità assoluta, perché se tutto quello che poi una squadra sviluppa e non riesce poi per finalizzarla, ecco perché noi spesso parliamo ci vuole qualità in mezzo al campo, ci vuole qualità nella finalizzazione, ci vuole qualità nell'uscire dal basso in un certo modo, perché la palla va più veloce se la tocchi meglio.
E tu delle cose che hanno fatto quelli dell'Empoli, come altre squadre che ci sono venute a prendere alte, anche il Venezia ci è venuto a prendere alto, ma il gol non te lo fa. L'Empoli il gol non te lo fa. Il Bologna dai e dai, hanno trovato un cross giusto, hanno trovato a quello che fa il gol della vita. Ma è quella poi la qualità che fa. È vero. Vinciato con la fame. Io questo ho detto, se noi giochiamo con la fame che vinciamo tutto, ma non è tanto per dire una cosa così, perché tecnicamente siamo più forti di questi qua. Bisogna giocare con la fame, con la cazzimma. Poi McTominay a me mi sembra un cioè all'improvviso lo vedi che si fa il tiro da centrocampo e segna, e poi non lo vedi più, e poi lo vedi dopo quando tiro di nuovo e segna. Ha delle qualità impressionanti, mamma mia. Vero. Se lo vincessimo, a Kvara andrebbe attribuito effettivamente un qualcosa, statisticamente lo avrebbe vinto, e che ne so, caro Simone. Io ripeto, certe cose col giocare col futuro, col retropassato è impossibile, ci possiamo divertire. Io ti posso anche dire, come qualcuno probabilmente, se non dovessimo vincerlo, darà la colpa a Kvara. Io ti posso anche dire, magari lo hai vinto perché il resto del gruppo ha reagito rispetto a Kvara che se n'è andato. Quella era la speranza, vi ricordate? Quando io ero disperato e dissi, almeno me lo sostituite, mi state togliendo il giocatore più forte, il mio giocatore preferito, il giocatore più forte della rosa, forse uno dei più forti del campionato, uno che ha le potenzialità per entrare nel giro del pallone d'oro. È un giocatore normale? No. Almeno me lo sostituite? Spero, non me l'hanno sostituito. Ma la speranza che vi diedi è la speranza è che il gruppo si guarda intorno e dice: dimostriamo al resto del popolo di Napoli che non l'abbiamo vinto per Kvara e Osimhen, ma vinciamo uno scudetto noi, i Di Lorenzo, i Rachmani, gli Oliver, lo vinciamo noi senza Mario Rui, senza Lozano, senza Yilmaz, quelli là che sono rimasti, e vedete che ne ho dovuti togliere parecchi. La voglia di questi qua di dimostrare quello, qualcuno lo racconta ancora come lo scudetto di Spalletti, di Kvara e Osimhen, ma invece noi ne abbiamo vinti 2. Questa era la speranza. Quindi col senno di poi, che ne so, Kvara stava segnando. Ci raccontano che non stava giocando, che giocava svogliato, quello che volete voi, ma intanto il suo apporto di assist e gol lo stava dando ed era in linea a livello di numeri, di statistiche, con tutta la sua storia nel Napoli, il primo anno dello scudetto e anche il secondo anno disastroso, era assolutamente in linea. Quindi probabilmente avrebbe continuato a farlo questo, avrebbe dato forse modo a Neres di essere più decisivo, o magari Neres non avrebbe giocato mai e non sarebbe esploso. È veramente impossibile dirlo. Possiamo essere legati a una nostra idea e portarla avanti senza la controprova. Ecco, questa è una delle cose dove quello mi dice, oh, la controprova purtroppo non ce l'avremo. Cosa scriveremo? Ah, aspetta, cosa scriveremo sul suo palmarès? Ah, no, se ne aiuto, quindi non penso che se lo può prendere, perché nel momento in cui lo alzi non fai parte della squadra, quindi non... Penso che il gruppo avrebbe reagito bene, e però vedi Simo, in queste settimane invece abbiamo detto... Ma sei un cafone. In queste settimane abbiamo detto il gruppo si è depresso perché si è reso conto che senza Kvara manca... abbiamo ragione tutti. I rumori proprio. Mamma mia. Enzo. Ciao Valerio, commentiamo il risultato più importante della serata, e cioè che il Pescara Manzia è matematicamente in serie TVB. Ah, dai! Allora vedi, il mio fantacalcio non sta andando molto bene, e quindi probabilmente io incontrerò l'anno prossimo il Pescara Manzia in serie TVB, perché dovete sapere che noi abbiamo, con gli amici del gruppo degli abbonati, abbiamo 4 serie, sono 4 leghe di fantacalcio: la serie A, la serie TVB, la serie EC, quindi del raffreddore, e la serie martedì.
dell'entry level, e io quest'anno penso che non riesco perché non mi sta andando bene nulla. Io poi lo sapete come faccio il fantacalcio, non mi prendo i giocatori del Napoli, mi prendo i giocatori delle altre squadre per farli andare male, e quindi ho rovinato la carriera di Vlahovic, per esempio, lo stesso Cup Miners, ho pagato tantissimo. Però ne faccio 3 e fondamentalmente mi sta andando bene perché c'è quello del gruppo, c'è quello con i cugini e c'è il mantra, dove fondamentalmente il mio primo mantra della mia vita, dove me la sto cavicchiando. Ero convinto di aver vinto, ma proprio oggi la vittoria 3-1 che doveva essere sul mantra, dove mi sarei avvicinato veramente seriamente al primo posto. Sto facendo proprio come il Napoli con l'Inter, che sto dando fastidio al primo posto. McTominay contro, quindi 3-3 finisce nel mantra e quindi restano i 3 punti. Mi pare che sono proprio 3 punti. Devo fare un video specifico per i miei fantacalcio, perché le analogie, voi fate le analogie, l'annata di Spalletti, l'annata di Ancelotti, l'analogia è col mio fantacalcio, onestamente. Non lo so, Angelo, un cafone qua sotto con la macchina non esiste proprio. Va benissimo Mirko, mi rendo conto che si è fatto tardi, è lunedì, quindi tutta giornata lavorativa. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, ci possiamo rispostare perché penso che con i vocali abbiamo chiuso. Volevo ringraziare tutti quelli che sono intervenuti perché non è facile. L'avete lasciati i like però, perché i like devono comunque... Io abbiamo vinto 3-0, questi sono i veri tifosi, quanti ne siamo? E devono starci perlomeno 700 like. Fate i bravi. Fate i bravi e fatemi sapere. Peccato che io non ci sarò in Serie C, a meno che, vedi Vincenzo, che le ultime cose. Se incontri una squadra che ha obiettivi di alta o di bassa classifica, che cambia? L'obiettivo ce l'hanno pure loro, quindi tutto sto calendario dove lo vedono? Non senti più l'audio? Fatemi sapere perché diventa un problema. Lasciate i like, Davide Paolucci, ma l'audio lo sentite? Non fatemi parlare a vuoto. Non fatemi parlare a vuoto. Mi sentite? Mi sentite? Si è bloccato tutto? State tutti così in attesa? Mo si sbloccano tutti i messaggi insieme, già lo so. Sera poi recupero, metto like, ti ringrazio e ciaone. Grazie Giancarlo. Nel frattempo si è bloccato 42 secondi fa. Non ho capito. Scusatemi, si era bloccato tutto a posto. Si sente? E Paolucci così. Benissimo. Scusatemi, abbiate pazienza, mi senti? Perfetto, mi aveva fatto Alessandro! Un bacione a uno dei miei cantanti preferiti. Voi non avete idea di quanto è forte Alessandro. A Napoli. Grazie, a posto. Signori, io ho invitato Guido, non lo vedo, può essere che ha il solito problema del software che non riesce a collegarsi, o può essere che aveva il che fare, perché non lo vedo online. Di conseguenza, io posso anche invitare un po' di persone, così nel finale qualcuno che vuole intervenire, lo posto come commento. Ti sento forte e chiaro, grazie a tutti. Posto come commento se qualcuno vuole intervenire in diretta e dire la sua, e idem potrei farlo sul gruppo Telegram, ma penso che... Fatemi vedere, invita guest, copy, perché non lo so se Guido aveva il che fare. Quello Guido viene solamente quando il Napoli perde, o può essere semplicemente che lui si sia scocciato di far unlock. Eccolo là. Ma tanto già lo so che non mi senti perché o è la voce o è il telefono, quindi buonasera a tutti. E invece sì. Cosa, dovevo andare allo stadio allora? È bellissimo. Tra l'altro diciamo che Fabio è fermo in macchina senza dubbio. Fermo. Fermissimo. Diciamo, mi sono fermato apposta. Un saluto a tutti. Comunque qualche sbavatura c'è stata. Ciao Nick, buonasera. Le sbavature. Dimmi Fabio, dimmi un pochino sensazione dallo stadio, dai.
Allora, ma prima ti ho scritto, vabbè, troppi messaggi sono volati, ma Zocchi ha fatto, capisci bene però, lo stesso lavoro di Lorenzo, dallo stadio, cioè dal cambio, stavo proprio distinto inferiore, avevo Mazzocchi vicinissimo. Si è Ok. accentrato tantissime volte, uguale a Di Lorenzo, servito poco, giustamente, Servito come dici poco, tu ho magari. capito. Mm. È vero, è andato nel mezzo spazio Mazzocchi, ha fatto lo stesso lavoro. Parecchie volte proprio a chiamarsi la palla, che magari la TV non te lo mostra, invece lui si chiamava la palla, e infatti Politano Guarda, gli ha sbagliato peccato che non ha la stessa pulizia tecnica, perché Di Lorenzo, anche se questo, purtroppo Di Lorenzo non gioca nell'Inter, quindi molte cose non vengono approfondite nel suo gioco. No, ma è un fatto, non è per No, è piagnisteo, è vero. proprio un fatto di approfondimento giornalistico, chiedete a chiunque, è così. È un fatto di soldi e di utenza. Di Lorenzo nasce come attaccante, lui ha fatto quasi Sì. tutta la metà della sua carriera, ha fatto l'attaccante, quindi Di Lorenzo ha Battistuta lo una chiamava. pulizia tecnica che altri terzini in Italia non hanno. Di Marco è forse l'unico, Di Marco e Teo Hernandez sono gli unici che forse hanno più tecnica di lui. Quindi lui ha una pulizia tecnica che gli consente di giocare con qualità nel mezzo spazio. Mazzocchi, credetemi, io vorrei veramente dire con tutto il cuore Mazzocchi titolare, perché Mazzocchi è uno di noi che sta in mezzo al campo. Esatto, perciò Sta mi piace a me. lui è iscritto al canale che gioca, quindi a me dispiace, però, e ci mette tutto l'amore del mondo, però non ha quella qualità per uno che ti stai giocando lo scudetto. A me Però dispiace, ma Mazzocchi non io si sarò sempre critica, dalla sua parte, sempre. Mazzocchi non si può criticare. No, però dobbiamo anche essere onesti, capito? Non puoi dire che deve fare il titolare. Però io, No, guarda, il mio minuscolo supporto io lo voglio sempre in rosa, perché è uno di no, noi. sempre, È Mazzocchi ci uno vuole di noi. sempre. Ricordiamoci che Conte ha vinto questi Carribbia, quindi non scherziamo proprio. Hai capito no che ti voglio dire? Comunque Ha ti vinto dicevo, i vale, cartini, ha vinto tutto. due o tre passaggi sbagliati di Politano, Meret che non ha bloccato due o tre volte palle molto facili, non ho capito perché le respinge sempre. Forse non lo so perché pioveva, no, ma forse perché più che altro pioveva perché sembravano cross innocui. Fabio, ti posso dire Lukaku una cosa? che per qua. Io quest'anno non ho avuto molte occasioni di andare allo stadio, sono andato 2 o 3 volte. No, io sì. E non ho visto bene Gilmour proprio perché io dallo stadio No, vedo bene i stasera non giocatori. scherzare Ma proprio. Migliore in Gilmour, campo secondo stasera. me, ha una velocità di pensiero, palla verticale. Allora, io lo feci notare l'altra volta, non so se Valerio si ricorda, se tu lo vedi così come si muove, sembra proprio Ciro Mertens, è identico, cioè, vale, proprio si Sì, muove come Mertens, ma baricentro anche basso. come velocità di pensiero, proprio, come velocità, a parte che tu lo vedi, dici, mamma mia, Mertens, fa proprio quella cosa quando lo vedi, ma è proprio, cioè, a livello di posizionamento proprio in campo e di postura, io ne ho visti pochi come Gilmour, neanche McTominay è così, è impressionante. Beh, sono Ma due poi c'hai giocatori. il passo iniziale che manco lo bot che ce l'ha, ma parlo proprio a livello di velocità di pensiero e di attuazione. Gilmour è impressionante. Cioè, È io più ho fatto due o verticale, tre però. cose sì, che io sono rimasto così a GT. Ma prendiamocene altre 10 dalla Premier così. Perché veramente non ti spiego come stanno. Onesto, veramente Vale, a sono sincero, sono proposito, sincero. ti volevo chiedere, ma sul primo gol di McTominay che ti tira una cannonata, incolpevoletta? Secondo me No, il tiro no, era troppo no, forte. Pure secondo me. no, ho Però tirato ho fortissimo. sentito È in chat rimbalzato a un paio di terra. incolpevolette, non so se... Sì, sì, No, basket. Ti dico Tu una da cosa, basket ti fermi aspetti tutti un che po' non di hanno più. mostrato le TV. Fermi tutti che le TV non l'hanno mostrato. Stasera hanno arracquato il campo, lo dico proprio così, arracquato, perché non l'hanno annaffiato. Il campo è stato letteralmente arracquato. Cioè, un'ora e mezza prima della partita, cioè proprio uscivano, diciamo, tutte le pompe non lo so si può dire, vabbè, comunque da qualsiasi parte del campo, è una cosa incredibile. Poi finito il primo tempo hanno continuato ad arracquarlo, cioè non lo so, pioveva, che ci aveva da arracquare, no, ma è rimbalzato a terra, perciò il tiro di McDonald. No, tiro No, perché secco, era un po' non si centrale vedeva però. molto bene, non si vedeva molto bene. Comunque, Vale, ti volevo dire, non sono riuscito a scriverlo forse sui commenti, perché anche la mia connessione va un po'. Ti volevo dare una statistica molto interessante su Lukaku, perché Lukaku segna pochissimo, però Lukaku ha contribuito in Serie A al 43% dei gol del Napoli.
con Però 22 posso dire gol. una cosa, guai a chi me lo Valerio si è tocca adesso, però in questo periodo. Però Vale non sa per stuppare una palla, Lukaku. Come non sa stoppare una Cioè, palla? nel senso no, che si è ti però spiego, voglio essere chiaro perché noi con Lukaku giochiamo, diciamo, una volta si diceva che a sfondo mura, nel senso che quando tiri il pallone, diciamo, vicino a una parete, a un palazzo e ti torna indietro. Quando prende le palle addosso, diciamo, quando gli passano la palla che si accende, fa fatica a stoppare il primo controllo. Poi se gli riesce, allora mette a porto McTominay, mette a porto Neres, mette a porto Politano, è pazzesco, ma il primo controllo fa molta fatica. Ciao Vale, di nuovo. Fabio, sono d'accordo, ma noi purtroppo sui No, non lo centravanti sto noi criticando, abbiamo il Nick, non lo palato sto fino. criticando, non lo sto Sui criticando. centravanti noi abbiamo il palato fino, è ovvio No, che... ma non lo sto criticando, io parlo proprio del modo in No, cui, anzi, diciamo, se Valerio protegge si palla. ricorda, anzi c'eravate sia tu che Vale che Valerio in una live estiva quando venne annunciato Lukaku, io lo dissi chiaramente, sta su YouTube la live, se Lukaku tra gol e assist arriva a 20 gol io sono soddisfatto. E stiamo a 23, Indipendentemente Nick. da come finirà quest'anno, io sono soddisfatto di Lukaku. Per me Lukaku è promosso perché ha fatto esattamente quello che mi aspettava, punto. Poi Vale, voi, volevo finire con le dite sbavature. voi. Volevo finire con le sbavature che Vai. proprio Vai, non vai. lo so che sta passando, che a volte magari crede di diventare Sergio Ramos e Thiago Silva insieme, capito? E mi riferisco a Rachmani. Cioè, magari Invece io. tendenzialmente, non so se è per paura o magari per ordini di Conte, ma ogni volta che gli arriva la palla addosso, magari la potrebbe magari rilanciare facile, un passaggio che non lo so, sugli esterni, invece ha sempre come se tende, io ti ripeto, ce l'avevo sotto di me, fa sempre uno, due, tre tocchi in più, poi magari passaggio retro passaggio a Meret, le cannonate. Cioè, Un non paio lo di so, volte pure la non lo Marini so. gliel'ha passata forte a Meret. Ma può essere che gli pesa quell'autogol che Ma fece? non è possibile, Nick, se no non puoi giocare a pallone, come se magari, non lo so, mi perdo qualcuno, quando faccio la vigilanza, dice, no, non la posso fare. Non è così. Real Madrid, mo sì, un Real Eh, Madrid, che reggiamo la pressione. Non lo so, Fabio, non lo so. No, È ma ti dà complicato. proprio quella sensazione, capito? Che ti dà quella sensazione proprio che sta in difficoltà, eppure stava da solo, ma si deve complicare la vita, non lo so. Eh beh, ragazzi, io penso che oggi nello specifico lui avendo due, cioè uno a destra e uno a sinistra con cui non gioca sempre, perché a destra c'hai Mazzocchi invece di Lorenzo, e a sinistra prima Juan Jesus e poi Rafa Marin, e poi ci aggiungiamo anche che davanti non aveva Anghissà ma aveva Gilmour, quindi doveva pensare molto di più, tant'è vero che nel E non secondo tempo l'avversario era Jazz, vale, capito che ti voglio dire? Giasi e Callecon contro di noi, Fabio. È Pezzella, il più... cioè, Teo Hernandez. Vedo un soffitto. E adesso non vedo più il soffitto, vedo, però potrebbe essere un Domenico Selvaggio. Nel frattempo, Alessandro ci fa sapere che sabato sarà il nostro inviato direttamente dallo stadio Brianteo di Monza e vi racconterò nei dettagli lo psicodramma Brianzolo. Quindi mi state ma dicendo, quindi mi state dicendo che Alessandro Fiore vedrà in live la tripletta di Dani Mota. Devo dire che è un onore che viene concesso a pochi. Complimenti. Meraviglia. però tu Ne l'ultima cresce volta bene, dicesti cresce bene. anche il fatto di Ndoye. Buonasera. Buonasera, Salutiamo non ci anche il Dai, Nick, l'ultima Vincenzone. volta dicesti pure il fatto di Ndoye, Nick, mo sto fatto che mi sta così, mi fai Non si preoccupare. sente. No, vabbè, no, ma in realtà non funziona sempre. Io stasera agit pure che Esposito e Colombo facevano il panico. Ma ci è Quindi è una andato cosa vicino, che ha si fatto una diceva parata, ma in solo. realtà. Ma ha fatto un tiro Esposito alla Ciccio Tavano dei bei tempi, non so se ti ha fatto un tiro Non vi all'incrocio dei sento. pali, Quindi anche Vincenzone non ci sente. Abbiamo. Però è strano, però io volessi capire tecnicamente perché con Fabio tutto a posto, Nick tutto a posto. Che telefono tenete? Senza fare pubblicità, se no. Memoria delle No, vale, la veramente. stranezza a me, vale stasera. È vero. Ma infatti, ma di solito è Fabio che non si riesce a connettere. Magari è stufato stasera. Ma io non lo so.
Oh, è scaramanzia, non sovvertiamo i nostri ruoli. Vale, comunque io stavo... Sì, Fammi dici. sentire. Nel No, scusa frattempo se muto interrompi. Vincenzo. Vai. Stavo ragionando pure con amici bellini e leggevo un po' in giro sul fatto che c'è un panico generale su Rafa Marin, no? E tutti stanno Ha dicendo, ma giocato mo, bene. no, ha fatto 20 minuti, chiaramente in sicurezza, però li ha fatti bene, non era scontato, perché non giochi mai, quindi chi ha giocato un po' a calcio sa che cosa Esatto. significa quando tu non entri mai e poi entri subito a freddo, manco ti riscaldi. Ritmo C'è partita, questo panico distanze. e stanno inneggiando ad Olivera, difensore centrale. Io però voglio dire che Conte non lo farà e vi dico che Conte non lo farà per un fatto di credibilità nello spogliatoio. Cioè, tu sei l'allenatore, tu devi essere credibile con il tuo spogliatoio. Tu il difensore centrale ce l'hai. Non Giusto. puoi, avendo il difensore centrale, mettere il terzino a fare il difensore centrale, perché sennò perdi il gruppo indipendentemente da quanto è importante quel giocatore. È un fatto di gruppo. Quanto è importante? Conte non farà mai una cosa del genere. Poi magari mette a Rafa Marin, votte gli astem tutto il team, però lo deve fare, è un fatto, il Conte ce l'ha detto anche in conferenza stampa. Io devo essere credibile con il gruppo, punto. Quindi secondo me Rafa Marin deve giocare, secondo me deve giocare con tutti i rischi del caso perché il difensore centrale ce l'hai, non puoi dire che non ce l'hai, perché devi essere corretto con tutti quelli che hai. Senza dubbio. Poi il discorso che tu fai dell'entrare a freddo è importantissimo perché tu... Anzi, forse l'unico vantaggio che hai avuto è che non essendoci proprio Buongiorno, tu almeno sai che se il cambio, se succede qualcosa Il a cambio di Rackman, almeno, capito, non sei che stai andando in panchina solo per scaldare la panchina. Mentalmente potresti essere un po' più pronto, però, vediamo se riusciamo... Ci sentiamo? No, Mi loro ci sentite? stanno. Sì. Ma Sì. sai perché Ok. loro vanno bene? Perché loro tengono la stessa connessione di Fabio stasera. No? La connessione... No, Ma che il connessione computer. tiene Fabio stasera? Con la NASA sta collegata, a Rostai ne fa. Non lo so, intorno non vedo niente, quindi... Vale, ma noi parliamo di queste cose. Vale, chi era il quarto difensore nell'anno dello scudetto? Juan Jesus. Il terzo? No, è Non ho terzo. capito. Vabbè, Io ho detto il quarto. tu dipende. Dipende da come la vedi. Vabbè, diciamo chi erano dietro il team Rachmani, questo sto dicendo. Juan Jesus, eh? Ma mi stai facendo il... Mi stai No, una facendo domanda per dire... il... Sto facendo un quiz nel senso per dire non pensi che la Famarin preso dal Real Madrid è talmente scarsa che non può giocare col Monza, hai capito che ti voglio dire? Come Lo si chiama so, quel ma difensore della primavera? Davino, come si chiama? Non mi ricordo. No, io Ostigard c'era l'anno scorso. Ma sì, che era Ostigard, no, vai ma tu. non è il problema. Per non Ma nominare il problema non è Ostigard. Ostigard, che comunque è è un titolare della Norvegia e c'ha comunque il suo così. Ma Il lo problema ricordate? è non mettere in condizione Rafa Marin di giocare con tutti gli altri panchinari. Quindi io lo Esatto. aspetto messo in condizione a vedere. Io dissi di Rafa Marin, secondo me è un simil Gatti, nel senso che è un po' ruvido nella corsa, nella cosa, però se lo metti in una condizione di fare la sua lotta con un attaccante, una cosa, può funzionare, sempre che però non diventi poi ruvido a livello di falli e di cose I arbitrali, cartellini. perché di cartellini, Ma, però... Sì, Io Gatti dico- non lo so perché non so che rapporto abbia Rafa Marin con il pugilato, quindi non so se lui è un fan di Mike Tyson come Gatti Sotto quello potrei... oppure... Signori, do il benvenuto a Domenico e a Luca. Domenico. Buonasera ragazzi, Buonasera. buonasera a tutti. Signori, migliore in campo, sbrogliamo subito la matassa. Migliore in campo, se volevo essere esotico avrei detto Gilmour anche io perché mi è piaciuto veramente tanto. Io l'ho notato dalla televisione le diottrie che ha dato. Penso che Fabio intende, tra le giocate che l'hanno sorpreso dal campo, ha fatto un cambio di gioco, stop e cambio da fermo per Neres, è incredibile. No, ma non solo, io non è... No, Luca, ti fermo, io non guardo solo queste cose. Ma dal campo, perché magari la TV non le mostra, diciamo, gli scambi con Lobotka che magari noi...
hanno fatto 3-4 scambi che poi il Napoli mi sembra ha tirato quel colpo di testa là di McCall, ma una patinazione là, Gilmour è uscito per 2 volte dietro i giocatori dell'Empoli, ma sembrava proprio, mamma mia. Io comunque volevo aggiungere una cosa. Buonasera. Buonasera. Volevo aggiungere un commento sulla questione prima di Lukaku. Comunque Fabio ha ragione, non è pulitissimo, però consideriamo che lo spintonano da dietro, quindi per questo il primo controllo spesso non è troppo pulito. È più quello, il fatto che è così grosso che o col piede o con le braccia lo spintonano e quindi nello slancio la palla schizza. È quello, è... No, quando la prende tecnicamente fa certi passaggi strepitosi. Sì. Ragazzi, bisogna dire pure che quando la prende la difende pure bene. Cioè, abbiamo avuto di giocatori grossi che appena pigliavano, c'era una spindarella che arrivavano in terra. Beh, Petagna... non hai torto. Non hai torto. Poi Bologna ha messo a porta Neres e Politano parecchie volte. Il primo tempo ci hanno mangiato un sacco di gol sugli assist di Lukaku. Il primo tempo sono tuo, su Lukaku non gli possiamo dire niente. Su Lukaku non gli possiamo dire niente. È stata una parte di stagione che giocava per 3. Arrivato il 30 agosto, ricordiamolo. Vincenzone, tu ci senti e riesci a parlare? Volevo sapere se... no, secondo me sì. Parla ma non ci sente. Comunque ragazzi su Lukaku secondo me è proprio l'aspettativa che è sbagliata. Cioè mo tutto bene, no? Io ho parlato con qualcuno, no, a me Lukaku non piace a prescindere perché io ho visto Cavani, ho capito, ma tu non puoi mettere Lukaku con Cavani che era all'apice anche della sua carriera atletica, cioè Cavani è un atleta olimpionico prestato al calcio. Tra l'altro, Nick, mi fai ricordare, io non lo so se l'ho condiviso nel gruppo, cioè in quale delle sezioni del gruppo, il Cavani oggi purtroppo è una cosa che fa dispiacere perché si sta mangiando gol a porta vuota, non controlla più il pallone, arriva l'età per tutti e doveva arrivare anche per lui, che è uno che ancora si mantiene snellissimo, però arriva un momento dove... È un peccato perché lui sta avendo un momento di flessione, perché lui mi ricordo che un mese e mezzo fa tirò una punizione Lazzecco nel 7. Ma ce l'avrà sempre la classe. Pure il gol a rovesciata ha fatto da fuori area, tipo quello con Barcellona. Fatto gol rovesciata da fuori area. Però è arrivato tutti. Però ragazzi, anche Gesù, secondo me Cavani lo dovresti paragonare con il Lukaku dell'Inter, dove io prenderei comunque Cavani. Guarda, stiamo comunque parlando di due standard atletici che si possono paragonare. Io per stile di gioco in realtà Lukaku quasi lo paragonerei, Lukaku di adesso, più a dovute proporzioni, al lavoro che faceva il Pipita, perché è il regista offensivo. È molto più, perché Cavani è proprio la pace, è i cardi per 10, cioè Cavani lo serve in aria, se la schiaffa in porta, poi però ti fa pure le cavalcate palla al piede. Purtroppo ragazzi, Higuaín è un attaccante che quasi non esiste. L'unico più forte di lui è Benzema, che è praticamente Higuaín con più qualità. Ragazzi, Higuaín era un numero 10, era la pace d'area. Higuaín secondo me lo potevi mettere tranquillamente sotto punta nel 4-2-3-1. Io non ho mai più visto un centravanti con quelle qualità di regia. Mo scrivi, ma che la 71? Ho capito, ma è un mostra, che gamma fa? Mi dispiace. Faceva quelle... Non so se vi ricordate, faceva quei lanci esterno per insieme. Vai Luca. Io devo far notare che secondo me Fabio Luca. Secondo me sulla questione Lukaku una cosa è che molti non l'hanno accettato a prescindere quando è venuto, perché non è il giocatore proprio, è atipico per il mercato del Napoli Lukaku, cioè proprio come figura concettualmente, già 31enne, molti a prescindere non lo volevano, perché poi rappresentava il giocatore per Conte, noi facciamo il calciomercato per Conte, non ha mai fatto calciomercato con un allenatore, manco con Ancelotti, secondo me è stato brutto, è stato digerito male da una porzione. Io vedo una porzione di tifoseria, a prescindere quello che gli fai, l'idea non la cambia. Io fino a 2 giorni fa vedevo di gente che diceva ma siamo piedi a chi stupara carre Lukaku. Sì, sugli stessi che ricevono Simen fa per ma può piacere. E poi c'è il calcio. Com'è facile cadere in queste cose.
Muscio, le capriole, restiamo in te. Le capriole, stiamo in tema. E Vlahovic è il calcio. Vlahovic è il calcio. Ma chi le Valeria è una... Calaio. Samuel meglio Calaiò. Oh ragazzi, non mi toccate l'arciere, L'arciere per l'amor non di si Dio. tocca. L'arciere... Valentina che non riusciva a parlare o non riusciva a sentirci. Luca che è arrivato con la stessa aura di quando ti trovi in classe il figlio della maestra. È proprio, è una grande... Perché poi finisce di essere il cocco, no? Infatti lui ci ha tenuto a dirlo, Lukaku dice sì, noi abbiamo il rapporto con Conte, ma lui anzi è forse più esigente con me. E vi ricordate che Conte a un certo punto se l'è coccolato in un periodo dicendo lui deve stare tranquillo, già ci sta dando tanto. A un certo punto ha detto pure io devo avere più gol da Lukaku perché me li deve dare. Quindi è vero, c'ha quella sensazione del cocco di mamma, però alla fine è esigente anche da lui. Però Conte ha detto pure venerdì, quando ha fatto la domenica la conferenza stampa, che voleva i gol di McTominay, ne ha fatto 2, ma perché non lo dice ogni conferenza? Bravo. Voglio Valerio, comunque per tecnicismo, in realtà io ho provato ad accedere anche io da telefono, ho cambiato, mi sono messo da PC, ho detto basta, che non si sente, non so perché, è strano. Quindi da PC ti sei collegato? Sì, da PC senza problemi si sente tutto, una bomba. E da io sempre lo stesso telefono, vale? Sempre stesso telefono io. Io sono da PC pure io. Luca pure da PC. Quindi pensa un po', con Guido di solito lui si collega da PC, non si riusciva a collegare, si è collegato l'ultima volta da telefono per risolvere. Fabio che di solito non si sente niente, feedback totali, da telefono tutto a posto, altri senza telefono, è veramente impossibile. Non riesco a trovare il minimo comune. Le capriole, te l'ho detto, le capriole. Vabbè, ma quello di prima non lo puoi usare più, non va bene quello che usavi prima. Quello che usavo prima, Fabio, mi hanno aumentato di $300 all'anno ok, ho capito. A un certo punto non lo posso far vedere, ma ho mostrato il dito, capito? Hai fatto bene allora, ma falla a 2 mani allora, falla a 2 mani, vale, hai fatto bene. Perché non potevo proprio, non era proprio possibile. Comunque ti volevo dare una notizia dallo stadio, ti volevo dare una notizia perché secondo me hanno arrestato Egidio in ferie. Tu dici chi? Don Raffaele, perché stasera l'ha tenuto proprio. Ah, veramente? Niente Don Raffaele. Ma manco accennato stasera. Ma è bellissima sta cosa. Tra l'altro c'è stato il volantino congiunto curva A, curva B, 7 battaglie. Bellissimo. Senza parlare di finale. Che succede? Perché i tifosi sono più avanti. C'è questo, poi io ci voglio credere che il tifoso napoletano di base in media, in average, è più competente dell'addetto ai lavori di media. Cioè, di base, secondo me è così. È molto triste dire una cosa del genere. È triste, ma secondo me è così. E più andiamo avanti, più ci sarà voglia di approfondire cose, e alcuni restano indietro. E purtroppo un po' per pigrizia. Ma d'altronde io l'ho detto, al massimo possono essere semifinali, ma mai finale, perché non alzi nessun trofeo. Ma questa qua l'abbiamo vinta, no? In effetti non c'è stato nessun tifoso che ha detto che se il Napoli non vince lo scudetto è un fallimento, perché la stessa squadra dello scudetto, la stessa squadra dello scudetto, mancano, rispetto a 2 anni fa, mancano 7 giocatori, di cui 5 titolari. Di questi 5 titolari mancano 3 giocatori, miglior difensore, miglior attaccante e giocatore migliore del torneo. Ma quale squadra titolare ha visto questo? Quale squadra dello scudetto ha visto questo? Dove che è completamente diverso. Oppure non c'è nessuno, pure di là, ragazzi. Ma poi tra l'altro io dubito il viaggio. Vai Dome. Io dubito che un tifoso andrebbe in conferenza a chiedere ogni settimana: mister, ma quanto è importante la spinta del Maradona? Io quindi, insomma, che poi in realtà nei commenti delle dirette per le conferenze, i tifosi che magari non fanno parte del nostro canale chiedono domande più di campo, tattica, numeri. Niente, non cambieranno, quindi i tifosi sono avanti effettivamente, almeno sulle domande, su cosa chiedere al mister. Ma sarà colpa di Lombardo sicuramente. È una cosa stupida, guarda. Troppe conferenze. Da oggi il Napoli, ci dice Giuseppe, ha la migliore difesa d'Europa, con un attacco un po' più incisivo e con un Kvara sostituito degnamente avremo 10 punti in più.
10 No, punti vabbè, no, 10 punti no, però secondo me saremo primi in classifica. Anche di un punto, ma saremo primi in classifica. Secondo me. Sì, Però 10 è ovvio. punti non lo so. Però sì. Ma io manco, Forse ma secondo me manco classifica degnamente, ma con un giocatore integro. Cioè, non sto parlando di degnamente, ma con qualcuno che si muove. bastava un no a Lang, bastava un no a Lang. No, Ah, boh, ma Lang no, Lang è è già tanta un roba. giocatore. Però allora, Capito. commettendo il fatto che non si deve assolutamente giustificare la società per quanto visto a gennaio, forse Lang è l'unico caso in cui non do la colpa al Napoli perché il PSV non l'ha voluto cedere. Cioè il Nick, Napoli però, aveva No, l'accordo non col ci ragazzo, credo. hanno Nick, fatto... però non l'ha voluto Però- cedere a fine mercato, Nick, dal 20 gennaio in poi, ma perché ti devono Sì, ci cedere dovevi il 9 pensare e prima, ovvio, però quello. Nick, però noi non fissato in sappiamo carnaccio. nulla. Cioè, non sappiamo che formula è Non stata nulla, è proposta. ovvio, però Perché, queste sono per quel dichiarazioni che che ha mi fatto il riguarda, calciatore, per questo io l'ho presa per buona. Sono dichiarazioni che ha fatto il ragazzo. Il ragazzo ha detto alla TV olandese in un'intervista che il Napoli aveva offerto la cifra che aveva chiesto il PSV, lui aveva già l'accordo, la gente, lo stipendio, perché se l'avesse detto il Napoli non mi sarei fidato perché conosco i miei polli. Se lo dice il ragazzo, la gente del ragazzo, poi Lang è pure una capina. Nick, ma la formula? Cioè, la cifra ci è arrivato, ma con che formula? Era prestito con obbligo di riscatto. Certo. E se lui ha chiesto il diritto e chi le voleva nell'obbligo, cosa che ne abbiamo parlato No, proprio no, oggi, era succede ogni l'obbligo, ma 3x2. lui voleva essere comprato direttamente. Cioè, È vero, rispondo a Per Francesco 3 milioni bloccato è Fabio. stato è preso una no polemica. avanti, aiuto. Per Perché 3 milioni. Sirigu 3 fu milioni. scambiato con Gollini. Sì, a gennaio. Esattamente. Ti ricordi che il Napoli lo presentò con la Esattamente. sua canzone? Esattamente. No, infatti Francesco parlava del girone d'andata. Ma se tu Gollini lo sostituisci con Contini, di cui si dice un gran bene, Di cui si dice un grande... la figura ce No, l'abbiamo. ma io ti volevo dire una cosa, ma tu lo sai che io ho acchiappato Contini in un locale ad Aversa? Ah! Ho acchiappato faccio in pubblicità. una Stato pineria. sempre. Ci guardato, ma che sta a fare? Chi sta qua? Un po' giustamente. bello. Comunque c'ha una Ma come Nick pettinatura da ci sei 10 pure tu? all'ora, mi piace, quella cosa biondina. Aspetta, Luca, pure tu, lo stesso locale? No. Sì, io sono molto amico del proprietario di quel locale. Ma è bellissimo. Allora è una reunion che avete fatto nei night club. Io e Luca ci vedremo. La prossima volta che apri i rubinetti, sempre nel senso di live, io e Luca stiamo andando alla stessa stanza, in tu locale. Guarda, Nick, cioè, ci sto spessissimo là. Una volta Nikita Contini offrì un giro di tequila a tutto quanto. Che No, sentite. Guardi, non lo dite, se no si presentano tutti quanti là, non mi continui. Sto zitto. Allora, agli amici bellini che non sanno, insomma, io sto preparando un'intervista, devo solo capire in quale giorno riusciamo a farla. Nel frattempo, però, vi sguinzaglio e lo so che quelli là tesserati è difficile che accettano perché non li fanno parlare, c'hanno i contratti, eccetera, eccetera. Però un Nikita Contini che un domani magari si libera, lo intervisterei veramente volentieri. Beh, comunque fa parte dello spogliatoio, posso regalare aneddoti interessanti, anzi sono proprio quei giocatori dove uno può andare a chiedere Berezinski perché non ci potrebbe dare degli aneddoti sullo scudetto. Che come no. Vale! Mario Ruga è svincolato. Mario Ruga è stato no, fermi. È stato signed da chi? Da una squadra portoghese, mi pare. No, è stato un brutto colpo comunque. Non è più svincolato. No, ti si sente? L'annuncio. No, ma non sente noi. Mi sento. No, mi sento. Adesso anch'io. Ok. E che cosa hai cambiato, Vincenzone, che prima non sentivi e adesso senti? Probabilmente ho messo il link in descrizione dalla live. Invece adesso sono andato su Telegram. Allora, io avevo provato entrambi, Valerio. non andava nessuno dei due dal telefono. No, Vale, invece mi sono trovato al contrario, da PC sono entrato con quello della live
da Telegram col telefono non andava, quindi no, è una follia. Un casino. Va benissimo. Diciamo che funziona tutto di questa cosa. Valenti, siamo un po' più tranquilli. Poco. Pochino. Sì, no, perché nel primo tempo, sinceramente, così... Un'antecchia, bravo. Il primo tempo mi aveva onestamente confortato più di tanto. Cioè, comunque ne abbiamo parlato pure nell'intervallo, non è che c'erano delle vibes proprio super positive a fine primo tempo. Io poi l'avevo sfangata ai rigori. E quindi sapevo che poteva essere una partita, ma io sembrava proprio la partita stregatissima dove la perdi pure, perché quelli stavano giocando con una tranquillità incredibile. Poi per fortuna è andato tutto lo scozzese. Però il palo l'abbiamo preso, come nella palo l'abbiamo preso, il palo c'è e pure palo interni, e quel palo là pure su quel lato là, no, incredibile. Fammi salutare Vincenzone, il Navaco, ti saluta Navaco, Vincenzo. Ciao. Però mi vedo frizzato mo. E invece noi ti vediamo bene. Che follia questa live. Si vede. È durato abbastanza il collegamento di Fabio Versatile, sì, che salutiamo in esterna, si dice. E ragazzi, io se non avete altro vi lascerei fare un saluto a testa a partire da Domenico, poi Luca, poi Vincenzone e poi Valentina, così io vado a fare il che fare, perché andiamo a fare il che fare. Bellissima live come al solito, Valerio, lasciate i like. Ci vediamo sabato prossimo, forza Napoli sempre, e speriamo siamo già in Champions. Evviva. Ciao Dome, grazie. Luca. Sì, buonanotte a tutti gli amici bellini. Abbiamo messo il fieno in cascina, possiamo dire tranquillamente. Buonanotte a tutti, ragazzi. Grazie mille, Luca. Vincenzone, non sei andato allo stadio, però la vittoria è arrivata. Però mi ha fatto piacere non solo per la partita, ma anche per un mio fantacalcio che è andata, che ho stracciato tutti. Vedi, almeno una soddisfazione l'abbiamo presa. Un abbraccio Ciao. Vincenzone e un abbraccio a Vale. Una fatica incredibile entrare in questa live, però top. La maglia tu non ti ho più chiesto, ti è piaciuta? Sì. Dal vivo? Sì. Sì, credo di sì, effettivamente non è teal, com'è il... No, teal è diverso, è tipo... È diverso. Va sul verdino il teal, mi pare. Esatto, non c'ha perché poi il contrasto col verde del campo si vede che c'è più del blu. No, questo sembra più, sai, tipo verde petrolio, cioè va in quella zona. Il più... petrolio, bravissimo. Sì. Però... non sembrava così scura dalla vetrina, lo sai? Secondo me dipende pure dalle luci dello stadio. Dalle luci e da come l'esposizione di chi ha fatto il video, sicuramente. Quindi io attendo e chissà quando riuscirò a fare ci fai l'unboxing. Questo unboxing. Chissà che numero è. Un bacio. Un abbraccio e si imbroglia il brain. Si imbroglia il sì, quello sempre. Purtroppo sempre. Non c'è via di scampo. Alla grande. No, vale, un bacio. Un bacione. Forza Napoli sempre. Il colletto non piace. Lo shooting del Napoli era tutto desaturato per dare uno stile vintage. Quello pure ha fregato sulla cosa. Comunque, perché io la volevo più blu, più scura per distanziarla dalla maglia home, la prima maglia. Però ritengo che sia comunque una bella... Però io devo esserci. No, ma perché? Perché fai così? Perché fai così? Se la scena di base, vabbè, non fa niente. Non mi funziona niente. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno supportato, tutti quelli che hanno lasciato il like, tutti quelli che bear with me quando non riesco, se accesionato la telecamera, quando non riesco a parlare in italiano, non riesco a parlare nemmeno in inglese, non mi vengono i termini, non riesco a far funzionare le cose tecnicamente. Dovete capire che io ho l'aspirazione di farlo come se fosse una trasmissione televisiva, senza interruzioni, tutto perfetto, così, ma purtroppo
siamo limitati dal fatto che sto in una stanzetta e più di tanto non si riesce a fare. Ma cercherò con tutte le mie forze di portarvi sempre più contenuti godibili nella leggerezza, perché mi hanno chiesto di non perdere la leggerezza, ma dovete anche capire, mi riferisco a un messaggio specifico che ho ricevuto in privato, che sono un essere umano anche io, e quindi è naturale che ad un certo punto voi accendiate un mio video e dici ma perché hai detto così? Da te non me l'aspettavo. È naturalissimo, perché sono anche un essere umano e alle volte posso avere anche io delle reazioni che voi potreste ritenere evitabili, senza dubbio. Io però in quel momento non sentivo di poterla evitare, sentivo il bisogno di esprimermi in quel modo e poi dopo posso pentirmi o posso confermare. In questo momento io confermo tutto quello che vi ho detto in tutti questi anni e ci tengo. L'unica cosa che non mi dovete dire, fai il video per fare le visualizzazioni, quello è falso e quello lo contesto, perché se dovessi fare i video per le visualizzazioni farei è arrivato Frattesi al Napoli, nuovo acquisto, chissà chi è, e invece no. Dico delle cose che, credetemi, mi fa perdere subscribers e visualizzazioni, perché ho bisogno di dire delle cose che penso, e molto spesso sono anche cose non convenienti per chi poi vuole continuare a farlo in un certo modo. Da New York, Valerio Fluido. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare. È vero, il ble. Le persone anziane dicono il ble. Devo cambiare software. Io penso in inglese, molto spesso penso in inglese, ma se mi sveglio e ascolto cose in italiano, switcho in italiano, dopodiché parlo con mia moglie e cambio le cose così. Buonanotte, lo youtuber, madrelino, più dubbio, senza dubbio. E ne sono orgoglioso, caro Neil, perché di lunedì sera, così. Poi ricordatevi, e ve lo dico così, siamo tra di noi, molta gente se n'è andata, nel buio generale, ci guardiamo nell'anima. Gli iscritti non contano, contano quanti si vedono i video. E io molto spesso faccio le visualizzazioni di gente che tiene 500.000 iscritti e poi fanno i video e non si guardano nessuno. Quindi io sono molto orgoglioso della community.